Telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ben ritrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Stagione conclusa per quanto riguarda i campionati dilettantistici, mentre invece la stagione, la settima di Penalty, parte ufficialmente oggi e naturalmente seguiremo a 360 gradi i play-off e i play-out dei campionati dilettantistici. Insomma, avremo come al solito modo di gustarci la parte anche più intensa dei vari campionati dei dilettanti. E ricordiamo naturalmente anche un appuntamento importante di fine stagione, quello legato ai Penalty Awards, che a giugno saranno di scena di nuovo qui in Sicilia per premiare i migliori per quanto riguarda il settore dilettantistico del calcio siciliano. Puntata numero 1 in diretta dalla Beats Village Studios di Catania. Un saluto e ringraziamento particolare naturalmente a tutta la squadra tecnica guidata dal nostro regista Giuseppe Giuffrida, e vado subito a presentare, pian pianino però, i nostri ospiti. Il primo è soprattutto un commentatore ufficiale per quanto riguarda questa ultima giornata dei campionati dilettantistici, un amico ritrovato di Penalty, ovvero il giornalista Franco Anastasi. Buonasera Franco, ben trovato. Grazie Ettore, ben trovati anche a te. Parto facendo un grandissimo in bocca al lupo per questa trasmissione che comincia oggi, anche se è in ritardo, ma noi siamo sempre... Ma c'è un motivo perché stiamo iniziando in ritardo, noi non ci vogliamo nascondere, abbiamo realizzato questo nuovo centro di produzione televisivo, pertanto giustamente i tempi si sono un po' allungati e va bene lo stesso perché i play-off e i play-out comunque regaleranno tantissime emozioni, sono sicuro. Non c'è dubbio, anche perché i campionati dilettantistici per quanto riguarda dall'eccellenza in giù sono finiti, ma ancora rimane la Serie D che molto intensa, molto intensa. 2 giornate da disputare. È vero. Vado subito a presentare invece adesso i 3 ospiti di questa prima parte della nostra trasmissione, di questa prima puntata di Penalty. Mister Pippo Indelicato. Buonasera Pippo, ben trovato. Buonasera a te e buonasera a tutti. Sei stato fermo quest'anno, per scelta secondo me. Anche per scelta. Mentre chissà se per scelta è rimasto fermo l'altro mister Barbagallo. Ciao, sì, buonasera. Direi anche Alfio, per scelta, ma non c'è male, è un piacere sempre essere qui. Le qui. scelte sono sempre oculate, non vi preoccupate, è meglio rimanere fermi anziché andarsi poi a impelagare in situazioni troppo ingarbugliate. O sbaglio, Alfio? Sicuramente hai detto la verità, sappiamo le difficoltà del calcio dilettantistico, per cui bisogna stare molto attenti prima di prendere una decisione. Bravo. Mentre chissà se invece la prossima stagione ritornerà ancora a giocare, questo è il dubbio che ci sta accompagnando da qualche settimana a questa parte. Anche la scorsa stagione abbiamo fatto la stessa discussione, parliamo di Davide Ardizzone che quest'anno ha giocato con l'Atletico Fiumefreddo, ha ancora una volta tanti gol, l'età che avanza, ma devo dire che come al solito vedi bene la porta. Sì, buonasera. Sì, fortunatamente ancora la porta riusciamo a centrarla. Però... Che fai? Rimarrai anche la prossima stagione? Sperando che ci sia un progetto serio e a breve termine, allora sì. Benissimo, va bene, vedremo che cosa succederà. Tra l'altro è un intruso in questa prima parte, Davide, perché giustamente giochi nel campionato di prima categoria, di promozione, mentre invece in questa prima parte noi parliamo principalmente di Serie D, che tu conosci bene, così come conosci bene anche i 2 gironi del campionato di eccellenza. Allora, vediamo subito una schermata per i contatti con Penalty, stagione 2017-2018. Abbiamo chiaramente un contatto telefonico 328 53 58 101, che è un contatto anche legato a WhatsApp, e anche un'email format.tvpenalty@tiscali.it. Allora, siamo pronti, i campionati sono iniziati con tante sorprese ad inizio stagione e si stanno concludendo anche un po' con tantissime altre sorprese. Abbiamo subito i risultati del campionato di Serie D con questo Troina che ha sorpreso tutti. Vediamo un po' i risultati per quanto riguarda questa giornata di ritorno. Mancano, se non sbaglio, 2 giornate, se non sbaglio, giusto? 2 giornate. Siamo veramente in una situazione molto particolare. Risultati: Ercolanese batte Palmese 2-1, Portici Aciriale 4-4, ACR Messina batte San Cataldese 2-1, Città di Gela Cittanovese 0-0, Nocerina Gelbison 0-0, Igea Virtus batte Palazzolo 1-0, Roccella batte Isola Caporizzuto 4-1,
Troina batte Paceco 2-0 ed infine Vibonese batte Ebolitiana 3-1 e da qui possiamo capire che sicuramente le prossime 2 giornate saranno molto intense. Andiamo subito a vedere la classifica, perché adesso la classifica vede di scena un duo in testa, ovvero la Vibonese e il Troina con ben 70 punti. La Nocerina pareggiando questo incontro si allontana adesso di 2 punti. Questa è la classifica, come potete ben vedere. Vibonese e Troina con 70 punti, Nocerina 68, Ercolanese 60, IGE Virtus 57, 50 per il Città di Gela, Acireale e Messina 47, Gerbison 46, San Cataldese 40, 39 per i Portici insieme alla Città Novese, 34 per Roccella, 31 Palmese, 29 Ebolitiana, Palazzolo 25, Paceco 20, Isola Capo Rizzuto 12 punti. Prima di sentire poi anche naturalmente il nostro Franco Anastasi, diamo subito lettura del prossimo turno, perché già dal prossimo turno, il penultimo, si potranno capire bene un po' tutti i vari equilibri di questo fine stagione. Prossimo turno che vede di scena la Ciriale in casa con la Città Novese, Gelbison Città di Gela, Igea Virtus Ebolitiana, Vibonese Isola Capo Rizzuto, Roccella Nocerina, ACR Messina Paceco, Palazzolo Palmese, Troina Portici ed infine Ercolanese San Cataldese. Tra poco ci collegheremo con mister Beppe Pagana, così capiremo anche come ha intenzione di preparare queste ultime intensissime giornate di campionato. Battuta veloce con Franco Anastasi. Franco, il Troina, diciamolo pure, un po' non ce l'aspettavamo, poi sentirò anche i nostri ospiti. No, noi ce l'aspettavamo. Sì, no, nel senso che avevamo l'idea che potesse essere una squadra forte, però sai, dall'inizio alla fine Pagana è lo dura. dice dal primo momento, che mentre per gli altri era una sorpresa il campionato disputato finora dal Troina, un campionato peraltro splendido, la vera sorpresa invece in questo campionato così è il Palazzolo. Il Palazzolo che è crollato soprattutto. Che non solo, sta rischiando addirittura di non fare nemmeno i play-out. E lì la cosa ci dispiace tantissimo. E ci dispiace moltissimo. Ci dispiace tantissimo. Possiamo vedere nel frattempo alcune immagini del Troina di repertorio e la battuta veloce anche con i nostri 3 ospiti. Pippo, Troina sì, effettivamente, secondo me un po' inaspettatamente, ma non per demerito, perché comunque un campionato di Serie D è lunghissimo, ma lunghissimo, e loro già dalla prima giornata hanno quasi dettato legge. E adesso arriveranno queste ultime 2 domeniche, forse anche con un po' di stanchezza, però con tanto entusiasmo. È vero, anche all'inizio un paesino come Troina non si aspettava che potesse fare questo campionato, però come ha detto Franco poco fa, i giocatori e il tecnico Beppe Pagana, che saluto, credo che hanno programmato bene questo campionato, addirittura sono arrivato ad avere 10 punti di vantaggio nel corso del campionato, per varie vicissitudini. Purtroppo hanno perso questi punti e sono a pari punti. Ora credo che l'ultima giornata... Giocheranno poi anche con la Nocerina l'ultima giornata. L'ultima giornata a Nocera e la Vibonese va a San Cataldo. Credo che diciamo che il calendario è un po' leggermente favorevole forse alla Vibonese. Forse, però il calcio è talmente strano, vedi Benevento Milan ieri. È vero. Alfio, che ne pensi tu? Sì, io auguro a Beppe Pagana di concludere nel migliore dei modi questo campionato. Ricordo che qualche anno fa faceva la promozione, ci siamo affrontati, io ero nella panchina del Trecastagni, ma già si vedeva l'organizzazione di gioco che riusciva a dare alla squadra e quindi secondo me è meritato quello che sta facendo fino adesso. Assolutamente. Battuta veloce anche con Davide. Davide, la Serie D è sempre un campionato molto impegnativo, Pagana ha dimostrato di avere qualità, una bella squadra, ha un po' spiazzato tutti gli altri, soprattutto le campane, adesso bisogna raccogliere i frutti di una stagione sicuramente molto impegnativa. Sì, sicuramente il campionato di Serie D è sempre un campionato lungo e difficile, però secondo me a Troina ci sono tutte le componenti giuste per poter vincere, per poter finire come hanno cominciato. È un peccato aver perso quei 10 punti, ma credo che hanno tutte le carte in regola per giocarsi alla finale. Tifiamo Troina, sicuro. Abbiamo Beppe Pagana al telefono. Pronto Beppe? Ciao Ettore, come va? Bene, noi siamo qui pronti per raccontare questa parte incandescente del tuo campionato di Serie D. Chiaramente parleremo anche di eccellenza, di promozione di prima categoria, ma diciamolo pure, non sono categorie che ti appartengono più, perché noi crediamo che la tua carriera si allargherà sempre di più. Parliamo di questo Troina, tornate dal Trapanese con una vittoria 2-0 netta contro il Paceco, adesso avete 2 domeniche importantissime. Cosa dirai ai tuoi ragazzi?
Prima di tutto ci tengo a sottolineare una cosa, ti ringrazio per la telefonata e quello che hai detto mi fa piacere la tua stima, però se io sono qua è perché vengo proprio da quei campionati, quindi devo dire grazie a quei campionati che mi hanno formato e mi hanno dato tanto, sia come calciatore ma anche come allenatore. Quindi spero, mi auguro di poter andare avanti, però già quello che sto facendo per me vale tanto, certo, perché fare tutto quello che sta succedendo qui a Troina per me è qualcosa di inimmaginabile all'inizio, però l'abbiamo voluto, abbiamo lavorato tutto l'anno con il presidente, lo staff tecnico, non sanitario. vogliamo parlare di Lega Pro per adesso, giusto? Per adesso pensiamo soltanto... No, parliamo solo di quello che abbiamo fatto, perché fino ad oggi abbiamo fatto qualcosa di importantissimo. È vero. Ed è un anno che si parla bene del Troina, e già questo per noi è una cosa fondamentale. Noi siamo solo all'inizio di un lungo progetto. Poi se sarà Lega Pro che ben venga, se non sarà Lega Pro sicuramente è stato l'inizio sempre di qualcosa di importante. Assolutamente. Veniamo da una prospettiva difficile, perché il Paceco ancora aveva la possibilità di raggiungere i play-out. Hanno dato tutto in campo, però i ragazzi oggi sono stati veramente encomiabili perché hanno fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, fisico, tecnico, tattico, dal punto di vista proprio dell'approccio alla gara. E torniamo a casa con 3 punti importanti, anche perché vediamo che la Nocerina in casa ha pareggiato con il Gelbison e in questo momento siamo solo appaiati con la Vibonese, quindi siamo a pochi passi dalla meta. Speriamo di vincere. Speriamo bene. Speriamo bene. Vai. Senti, guarda che c'è un tuo caro amico che ti vuole salutare, mister Pippo Indelicato. Eccolo qua, Pippo, un saluto per Beppe Pagana. Ciao Peppe. Ricambio, lui è stato uno dei miei idoli a Troina, quando lui indossava la casacca del Troina, io andavo a vedere il Troina per vedere alcune giocate sue. È vero, Grazie, grande Peppe. intenditore di calcio. Comunque anche complimenti Pippo. per questo, no, per i 2 campionati che hai fatto. È anche un gran bel giocatore allora per quei tempi. È vero. Grazie Peppe. Bene, allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo, forza Troina, forza anche a tutti i tifosi troinesi che andranno in massa sicuramente allo stadio Proto già dalla prossima settimana. Saranno 2 settimane intense, noi siamo molto fiduciosi come del resto tutti anche i nostri ospiti e ci stringiamo con un grosso forte abbraccio a voi e anche chiaramente ai tifosi di Troina. Grazie, un abbraccio grande, grazie per la chiamata, buona serata a tutti. Grazie a Beppe Pagana, allenatore del Troina che sta per regalare forse, speriamo tutti, un grande sogno, una Lega Pro che è inaspettata. Alfio, è veramente inaspettata, pensare che il Troina possa andare in Lega Pro, insomma siamo contenti, però diciamo che fino a un paio di anni fa era quasi impensabile. Faceva la promozione soltanto 3 anni fa, quindi è stata veramente una marcia trionfale, diciamo, per questo Troina. È vero. La piazza, come dice Davide, comunque è pronta, secondo me, è pronta, per fare però il salto anche di io categoria. E anche la società probabilmente Sì, è pronta, perché sì, la vedo sì, determinata, sì, la sento determinata. Sì, sicuramente È vero. anche la società è... Voglio parlare di un'altra società siciliana molto importante, possono partire delle immagini di sottofondo, parliamo della Ciriale e allora quando parliamo della Ciriale devo giustamente parlare con il nostro Franco Anastasi, perché la Ciriale ce l'ha un po' nel cuore, forse perché insomma ci stai vicino logisticamente, nel senso Catania Ciriale è come se fosse quasi un'unica città, però è anche vero che la Ciriale vive una Serie D impegnativa. Non lo diciamo ai tifosi della Ciriale, non lo diciamo ai tifosi. No, io sono sempre per spalmare il tutto. No, comunque quest'anno la Ciriale ha avuto un sacco di problemi. Sacco di problemi perché tra poco sentiremo anche il direttore sportivo Castorina. Castorina, sì. C'è anche il direttore generale Pasquale Leonardo, sì. Però i problemi non sono in questi elementi, i problemi sono stati a capo della società, cioè i dirigenti, i presidenti. Vari presidenti che si sono alternati. Si sono succeduti e si sono svicolati in tutte le maniere, per cui un applauso grandissimo va a Piero Infantino e ai giocatori che nonostante i grandissimi problemi che hanno avuto, che hanno accusato, hanno disputato un campionato veramente eccellente. Diciamo che forse hanno buttato le basi per la prossima stagione, forse, dico forse. Che dici? Parlare di prossima stagione ora da Ciriale è un pochino prematuro perché prima ancora conoscendo i precedenti soprattutto. No, prima devono sistemare la società. E poi vedremo. E poi vediamo dal punto di vista economico. È vero. Abbiamo al telefono il direttore sportivo Salvo Castorina. Pronto Salvo, sei in linea? Sì, buonasera a tutti. Buonasera Salvo, state tornando da Portici, dalla Campania. Sì. È partita abbastanza particolare, lunghissima, 4-4. Partita di fine stagione. Succede, no? Spesso? Sì,
Sì, è stata una partita bella, vincente, non sempre si vedono sui campi di gioco 8 gol, e da questo punto di vista diciamo che abbiamo dato continuità al risultato della settimana scorsa. Vorremmo chiudere il campionato in battuti. Senti Salvo, guarda che con Franco Anastasi abbiamo parlato. Ho visto Franco, ho visto in diretta Franco, un mister grande e delicato. Sì, è vero. E poi c'è un tuo mister che conoscerai molto bene. Alfio Barbagallo, allenatore della tua Juniores dell'Atletico Catania. Ciao direttore, ciao Salvo. Abbiamo anche il bomber Davide Ardizzone. Davide, ho visto, grande bomber. Allora dicevo, Franco Anastasi ha accennato un discorso in prospettiva anche, nel senso che prima di parlare della prossima stagione capiamo bene quali possono essere gli sviluppi in società, perché a questo punto dobbiamo capire prima questo e poi pensare ai programmi. Sì, comunque sì. Sappiamo che in settimana ci saranno delle tra la proprietà e degli investitori nei quali si cercherà di mettere appunto le situazioni finali, e quindi da lì speriamo che ci sia una progettualità che Acireale merita. Poi dico, i protagonisti che saranno l'anno prossimo li decideranno loro. Bene. Però l'importante è che sia data continuità ad un discorso calcistico. Siete in pullman, se non sbaglio, giusto? Siete in pullman, state tornando in pullman? Sì, siamo in pullman. Allora chissà se riusciamo a beccare a questo punto anche mister Infantino per una battuta veloce, è possibile? Certo. Bene, allora noi ti ringraziamo Salvo e ti aspettiamo a questo punto la prossima settimana qua in studio magari. Certo. Bene, allora sentiamo un attimo mister Infantino. Grazie. Mister Infantino, nome conosciutissimo, devo dire che la piazza di Acireale aveva anche giustamente l'esigenza di avere questi nomi importanti per quanto riguarda la guida tecnica, e penso che Infantino sia l'uomo giusto al posto giusto, e attraverso anche tante difficoltà devo dire che i miracoli li ha anche compiuti soprattutto il mister. Buonasera Infantino. Buonasera a tutti. Buonasera mister, allora a questo punto solo spettatori in questa parte finale della stagione, tifiamo Troina un po' tutti, non so se è d'accordo. Sì. Sicuramente noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi perché ancora oggi non hanno mollato di un centimetro. Un risultato che è sempre alla ricerca del risultato e della prestazione. Sono contento, faccio un grosso in bocca al lupo al mio amico Peppe perché fino alla fine se la giocherà. Ero convinto, ci siamo sentiti in settimana e sono convinto che ce la può fare. Mister, fra Vibonese e Nocerina, qual è la squadra che poi a questo punto può essere la più pericolosa, anche se adesso la Nocerina pareggiando è attardato in classifica? Ma io la Nocerina l'ho vista 2 anni fa e non mi ha fatto una buona impressione sotto l'aspetto fisico e neanche sotto l'aspetto tattico. Secondo me noi avevamo fatto una grandissima partita, abbiamo perso su una punizione. Io credo che l'avversario più pericoloso e più forte e più strutturato sia la Vibonese, però credo che il Troina per l'entusiasmo, per il modo di giocare, per la struttura tecnica e tattica veramente ce la può fare. Speriamo bene. Mister, me la fa una promessa in diretta la settimana prossima in studio con il direttore sportivo Salvo Castorina? Avremo il piacere di averla ospite qui a Penalty? Sì, già me l'avevo accennato, avevo dato la disponibilità, dopo che finisce la partita scendiamo e veniamo da voi. Perfetto. Vi ringraziamo perché credo che la comunicazione, la visibilità che ci date è importante anche per il nostro mestiere. Grazie mister. Allora appuntamento con lei la prossima settimana qui in diretta a Penalty. Grazie ancora a Pietro Infantino. Buonasera. Grazie Pietro Infantino, insieme al direttore sportivo Salvo Castorina, ce l'hanno promesso, la settimana prossima sono con noi. Ha detto bene però che forse la Vibonese potrebbe essere la squadra che a questo punto deve... La Vibonese, non dimentichiamo un piccolo particolare, che era stata preparata per la Serie C. E ancora ci sarebbe il processo, dico ci sarebbe perché non si sa mai come andrà a finire, ma la Vibonese
era squadra allestita per fare la Serie C, poi non ha cominciato il campionato in ritardo appunto perché non è stata ammessa in Serie C ed è stata retrochiesta in Serie D, per cui la struttura era già pronta per fare la Serie C. È vero. E quindi l'avversario più temibile per il Troina rimane la Vibonese. Vedremo cosa succederà. Noi comunque abbiamo detto ad alta voce qui tutti che sicuramente tifiamo Troina, tenendo presente tra l'altro che la Vibonese, come ha detto giustamente Franco Anastasi, è una grandissima squadra. Voltiamo pagina perché parliamo adesso del campionato di eccellenza, parliamo subito dei risultati del girone A, qualche sorpresa anche se orientativamente la griglia playoff e playout è stata definita. Risultati di questa 15ª giornata di ritorno di oggi domenica 22 aprile 2018. Questi risultati: Mazara batte Alba Alcamo 1-0, Nuova Città di Caccamo batte Atletico Campofranco 1-0, Parmo batte Cus Palermo 5-3, Licata Dattilo Noir 2-2, Pro Favara Camarat 3-0, Marsala batte Canicattì 1-0, Monreale batte Città di Casteldaccia 2-0 ed infine Mussomeli batte Castelbuono 2-1. In classifica a questo punto possiamo gridare ad alta voce che il Marsala, arrivando al primo posto, approda, sperando che ci rimanga, nel campionato di Serie D, perché poi su questo voglio fare una domanda anche ai nostri ospiti. Il Marsala ci ha abituato a queste grandi exploit e poi dopo si perde e ritorna di nuovo a ricominciare dal campionato di promozione, l'eccellenza, ed è sbagliato secondo me. Dico bene? Secondo me anche se è una grande piazza, perché Marsala non dimentichiamo. E ci vuole l'organizzazione, perché la Serie D a Marsala è importante, quello anzi, che ha detto Peppe fatto Pagana, anche la Serie C per tanti anni. Peppe Pagana ha detto l'organizzazione, la società, l'entusiasmo. È fondamentale. È voglio far vedere subito comunque la classifica. Marsala in testa con 69 punti, promosso in Serie D, 66 per il Licata, Dattilo Noir e Nuova Caccamo 61, Canicattì 55, Mazara 52, Parmonval 49, Alba Alcamo 38, Cus Palermo 36, Pro Favara 35, 31 per il Mussomeli, 30 per il Monreale, 27 per Camarat e Castelbuono, 25 Atletico Campofranco ed infine Città di Casteldaccia con 4 punti. In base a questi risultati, caro Franco, a questo punto la griglia playoff è stata definita. Il Licata attenderà a questo punto. Il Licata ha sperato fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Quantomeno di fare lo spareggio con Marsala. Anche perché il Marsala, battendo il Canicattì, a questo punto praticamente è andato in Serie D. Diciamo che in un certo senso la delusione è il Canicattì, perché la squadra era forte, è forte e avrebbe potuto qualche punto perso per strada lottare un po', senz'altro con il Caccamo e con il Dattilo. In un campionato straordinario l'ha fatto il Licata, ma da quando ci è andato Giovanni Campanella, perché Giovanni Campanella ha dato la svolta, la con Coppa Licata Italia. Non ha perso nemmeno una partita, tranne poi quella col Trani in Coppa Italia, che è andata in una certa maniera. Senti, griglia playoff, Licata che attenderà la vincetta tra Dattilo Noir e Nuova Città di Caccamo. Esatto. Però non parliamo della Città di Caccamo, perché tra poco sentiremo anche il presidente. Licata va alla finale. Va alla finale direttamente dei playoff. Del girone A, mentre il Caccamo incontrerà fuori casa il Dattilo. Mentre per quanto riguarda i playout, Castelbuono 27, Atletico Campofranco 25 si giocheranno la permanenza. Per il Campofranco dell'amico mio Giovanni Falzone, che ha preso la squadra a metà stagione però, No, oltre. Quindi voglio dire, quantomeno ha agguantato la finale playout. Ci ha sperato, ma... È vero. Possono partire nel frattempo delle immagini del Marsala, perché come ho accennato voglio sentire anche un po' i nostri ospiti. Questo Marsala che ci ha regalato bellissime stagioni, ma anche delle stagioni di debacle pazzesche, dove le retrocessioni erano quotidiane. Come vedi tu, e poi voglio sentire anche sia Alfio che Davide. Come dicevo poco fa, il Marsala è una grande piazza, una piazza abituata a fare categorie maggiori. Purtroppo l'organizzazione, la gente che ha poca voglia di spendere soldi in questa categoria, e questo ti porta ad avere questi alti e bassi. Di conseguenza il Marsala ha fatto questo
questo tipo di ascensore sale e scende, Speriamo che non succeda più, però, sì, sperando che si stabilizzi una categoria più adeguata alla città, perché ha un potenziale di pubblico che può fare diciamo anche... che se lo dividono tra Trapani e Marsala il pubblico io penso zona, che il potenziale pubblico può fare anche la e Serie il B. Marsala terzo incomodo, tra l'altro. Appunto, vedremo cosa succederà. Mentre invece Alfio, devo dire che il Licata, come ha detto bene giustamente il nostro amico Franco Anastasi, il Licata con la svolta di Campanella, finale di Coppa Italia, vinta in Sicilia, poi è andata avanti. Il Licata secondo me può essere a questo punto una potenziale nuova squadra che va in Serie D. Sicuramente il Licata come piazza non ha nulla da invidiare neanche al Marsala, non perché sia arrivato secondo. Io credo che intanto bisogna fare i complimenti a Giovanni Campanella per la stagione che ha disputato. Un campionato davvero di vertice, e chissà se fosse arrivato prima in questa piazza, a quest'ora stavamo parlando di altro. È vero, è vero, è vero. Bene, sentiamo anche il nostro Davide a questo punto. Marsala Licata, due grosse corazzate per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Diciamo che se va via una meglio, no? Perché così insomma qualche posto si libera per la prossima stagione, se no si rischia veramente di fare quelle 3-4 squadre troppo forti e le altre solo a guardare. Certo, speriamo che il Licata riesca anche con i playoff a salire, anche se i playoff di eccellenza non sono così facili, perché anche loro hanno un lungo cammino, perché poi oltre alla parte regionale deve andare a fare una fase nazionale. Però c'ha anche il Licata, c'ha un grande allenatore oltre che ha una grande squadra. Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Ritorno a parlare con Franco di questa nuova città di Caccamo, neopromossa. La scorsa stagione sappiamo tutti che grande emozione ha regalato a tutti i tifosi. Nuova città di Caccamo che adesso vivrà un playoff importantissimo, perché giocherà appunto col Dattilo Nuvar e poi cercherà di andare a giocarsi la sua chance contro il Licata. Nel frattempo possono già partire le immagini di città di Caccamo. Superando il primo turno, certo, perché poi dopo bisogna fare tutto un percorso nazionale. Il discorso, diciamo che il Caccamo, città di Caccamo, è la vera sorpresa di tutta la stagione, perché la squadra è giovane. Pietro Tarantino, che è l'allenatore, ha dimostrato veramente di avere i numeri per andare avanti, quindi la sorpresa sì, ma fino a un certo punto, perché ha disputato tutta l'intera stagione fra le prime della classifica. Questo scontro col Dattilo, secondo te chi è favorito? Il Dattilo. Il Dattilo. Perché gioca in casa. Perché ha il doppio vantaggio. Però guarda che i tifosi di Caccamo si sposteranno in massa, Ma sicuramente, ma in campo non giocano i tifosi, in campo giocano le squadre, per cui il Dattilo rimane favorito, ma siccome nei playoff spesso il fattore campo salta, certo. Quindi non si sa mai. Non si sa mai, non si sa mai andare. Sentiamo invece cosa ha da dire a questo punto allora il presidente della nuova città di Caccamo, ovvero Enzo Gammino. Dovremmo avere il presidente in linea? Vabbè, allora vedremo di beccarlo da un momento all'altro, perché voglio sentire anche le sue prospettive di questa stagione. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, va bene, allora da un momento all'altro ce l'abbiamo, va bene, sì, siamo in diretta d'altra parte, può anche succedere. Presidente, mi sente? Sì, lo sento. Buonasera Presidente, allora nuova Caccamo che si giocherà la semifinale playoff. Io sono dell'idea che con questo entusiasmo che avete lì a Caccamo nulla vi preclude la possibilità di sognare e poi giocarvi tutto contro il Licata. Non so se è d'accordo. Sì, guardi, vi posso preggiare di avere un gruppo di ragazzi straordinari con un allenatore che veramente ha fatto cose grandi quest'anno. Noi intanto la sta più grande soddisfazione è quella di aver fatto un campionato dove con il minimo sforzo abbiamo raggiunto il massimo dei risultati. E stare dietro a Marsala e Licata e arrivare terzi, dico sicuramente per una piccola realtà come la nostra, assolutamente.
Tra l'altro, Presidente, all'inizio stagione c'era stata anche un po' la voglia di abbandonare, invece poi è stato coinvolto evidentemente da tutti quelli che sono intorno alla società. Lei è ritornato di nuovo in campo più battagliero, addirittura portando la squadra ai playoff, quindi credo che sotto questo punto di vista lei il suo campionato l'ha già vinto, o sbaglio? Guardi, io dico sempre che bisogna partire sempre con i presupposti di poter mantenere gli impegni, perché fare calcio e poi arrivare dopo 2 o 3 mesi e non essere nelle condizioni più di poter pagare gli impegni ai giocatori, allenatori e tutto quello che possono essere gli impegni di una società sportiva, per me non fa parte del mio credo calcistico. Quindi c'è stato qualche problema perché, ripeto, volevo capire meglio quali potessero essere le possibilità economiche per poter gestire tutto il campionato. Quindi dopo si sono creati dei presupposti e quindi siamo ripartiti di nuovo e ora infatti ci ritroviamo a parlare di una favola. Bene, bene. Come vi preparerete a questo playoff col Dattilo? Ci sarà fermento sicuramente lì dalle vostre parti, perché il sostegno dei vostri tifosi probabilmente sarà anche determinante. Sì, sicuramente dico, i nostri tifosi sono il nostro 12° uomo in campo, però mi pregio di dire che ho un gruppo di ragazzi eccezionali che praticamente non hanno paura di giocarsela contro nessuno. Noi dove andiamo, esprimiamo il nostro calcio e a prescindere da questo dico che il fatto di avere giocatori di temperamento, giocatori che in campo non lasciano mai niente fino all'ultimo minuto della partita, e questo mi fa ben sperare. Certo. Bene Presidente, allora un in bocca al lupo in prospettiva playoff, speriamo di risentirla prestissimo, magari ancora sempre più emozionato e sempre più convinto che questa realtà di Caccamo possa diventare anche una realtà in prospettiva anche nazionale, perché se eventualmente passate i turni sapete benissimo che poi c'è tutta una trafila nazionale che potrebbe portare alla ribalta il nome del Caccamo, ma chiaramente l'impegno sarà ancora molto molto più intenso. Non so se è d'accordo. Sì, sicuramente il fatto intanto di disputare un campionato d'eccellenza di vertice già è una grandissima soddisfazione per noi, ma ripeto, ci giocheremo tutte le nostre forze fino alla fine e ripeto, poi chi meriterà in campo, chi giusto, bravo, giusto, avanti. Giusto, sportivo. Ne approfitto per fare i complimenti con la vostra trasmissione, personalmente a lei, perché lei è un grande uomo di sport, è una persona che promuove il calcio e lo sport in genere da tanti anni, e dico che persone come lei ce ne vorrebbero tante. Grazie Presidente, accetto i complimenti. Grazie, che comunque divido con tutta la redazione e anche lo staff tecnico. Grazie Presidente, allora a prestissimo. Grazie ancora. Grazie a lei, buonasera e complimenti per la trasmissione sempre. Grazie Presidente, il Presidente Enzo Gammino della nuova città di Caccamo. Voglio sentire subito i nostri ospiti, perché Caccamo è una realtà che in pochi conoscono, anche se però adesso negli ultimi anni Davide, devo dire che sta raccogliendo grandissimi consensi. Secondo me è una brutta gatta da pelare per tutti, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordissimo, prima di tutto perché a quanto ho capito è già qualche anno che programmano e quindi c'è una società sana alle spalle. Poi fare i playoff da terzi, io li ho vinti. Ad Aci Catena siamo arrivati terzi, giustamente. E poi abbiamo vinto anche la fase nazionale, allora, andando in interregionale, quindi non sempre nei playoff il fattore campo è importante, quindi faccio l'in bocca al lupo, anche se comunque c'è anche Licata che è una grande squadra. Certo. Alfio, Licata, Dattilo Nuare, nuova città di Caccamo, sì, io dico come andrà a finire secondo te? Anche queste piccole realtà possono dire la sua in fase di playoff. Perché è importante secondo me che un presidente, ad esempio il presidente Gammino,
con un gruppo di giocatori non faccia ogni anno rivoluzione, ma giusto, mantenga il gruppo giusto. con qualche inserimento e fa bella figura anche l'anno successivo. Chiaro. Abbiamo visto anche il Troina in Serie D, è un organico con lo stesso mister che va avanti per non parlare della Sicura Leonzio, no? un po' come ha fatto. Quindi questo dimostra che un presidente può far tanto a livello di programmazione e può dare la svolta alla società affinché possa raggiungere risultati rilevanti. Hai perfettamente ragione Alfio, sono d'accordo anche nel dire che comunque, caro Pippo, che i playoff e i playout sono sempre un terno all'otto. Il calcio purtroppo regala sempre anche delusioni ed emozioni. Bravo, il calcio non c'è mai nulla di scontato. Comunque io faccio i complimenti a tutti quelli che fanno i playout e un in bocca al lupo in particolare a Giovanni Campanella e spero. Mi dispiace per gli altri, ma spero che lo vinca il Ligato. Va bene, d'altra parte sappiamo tutti che Campanella è un catanese, quindi voglio dire... Siamo tutti con lui. Siamo tutti con lui. Bene, allora andiamo avanti, parliamo del girone B del campionato di eccellenza, anche in questa occasione ultima giornata, guardiamo subito i risultati, eccoli qui in schermata grazie al nostro regista Giuseppe Giuffrida. Biancavilla batte Atletico Catania 3-0, Camaro batte Calcio Avola 3-0. A Ragusa, Città di Messina batte Città di Ragusa 4-1, Città di Sant'Agata batte Città di Rosolini 6-1, 3-0 dello Scordia in casa del Pistulina, 2-2 fra Catania San Pio X e Giarre, così come 2-2 è andato a finire anche lo scontro Realaci-Paternò, ed infine il Caltagirone che ha vinto a tavolino 3-0 contro Ladrano, che come tutti ben sanno è stato escluso abbondantemente dopo la quarta rinuncia, falsando il campionato, ma di questo insomma dovremmo aprire una puntata intera e meglio fermarsi qui, anche se poi una battuta con i nostri ospiti la voglio fare, perché prima guardiamo la classifica e poi sentiamo anche il nostro Franco Anastasi. Città di Messina già da qualche domenica promosso in Serie D, adesso in classifica giunge con 74 punti, 67 Città di Sant'Agata, 65 Città di Scordia, 64 il Biancavilla, 60 il Camaro, poi abbiamo con 55 punti il Paternò, 50 il Giarre, 42 il Città di Rosolini, 38 Catania San Pio X, Pistulina 31, Real Aci 29, 28 per il Caltagirone, 22 per l'Atletico Catania, 16 punti per l'Avola ed infine il Città di Ragusa con 15 punti, poi abbiamo detto c'è anche Ladrano, ma di questo insomma ne parliamo tra qualche istante, anche se io non ne vorrei parlare perché far pubblicità a società che come, come quella di Ladrano, che è falso nel campionato, secondo me non meritano neanche di partecipare ai gironi, anche perché non glielo ordina il medico di fare le squadre. 2 anni di seguito. E 2 anni di seguito, dico bene. Vabbè dai, la vogliamo fare un po' di polemica? Non solo Ladrano, perché non solo Ladrano, anche l'Avola, il Ragusa. Vabbè, almeno quantomeno il Ragusa fino all'ultimo si è presentato in campo. Del campionato dove un plauso lo merita il Reale Aci, certo, ci è andato. ma la Guarnera ha fatto un campionato bellissimo. Benedettino allenatore. Il campionato bellissimo l'ha fatto Benedettino, sì. Ma la Guarnera ha fatto un paio di partite, dopodiché è andato via. Hai ragione. Invece da quando è arrivato Benedettino ha ripreso in mano la situazione. Ha fatto l'esploit, come si suol dire, perché ha salvato la squadra non solo dalla retrocessione diretta, ma non fa nemmeno il playout. Infatti guardando la classifica ci accorgiamo intanto la griglia dei playoff è già Parliamo definita. Dei playoff che è meglio. Dai playoff, dai, allora. La sorpresa di questo campionato bellissima è stata il Città di Messina di Peppe Furnari, che meritano veramente tutti i complimenti. Tra poco vedremo una clip solo per loro. Poi un totale flop l'ha fatto il Biancavilla, che si è classificato al 4° posto con la squadra più forte di tutto il girone. Quindi, e lo Scordia? Lo Scordia arriva terzo quest'anno. Arriva terzo, ma insomma lo Scordia ha fatto forse troppi pareggi, anzi senza forza, ha fatto troppi pareggi per poter competere col Città di Messina. Quindi la griglia sarà Città di Messina che giocherà in casa contro il Biancavilla e il Città di Sant'Agata e poi giocherà in casa contro il Città di Scordia. No, ho sbagliato tutto. No, hai sbagliato tutto. Sant'Agata che giocherà col Camaro, chiedo scusa, Città di Scordia contro il Biancavilla, mentre Città di Messina invece sono già in vacanza. Certo. Bene, e pronostici? Città di Messina di Billia? Come dicevo prima, sono sempre un terno all'otto, quindi insomma diciamo le squadre di casa sono sempre favorite, però siccome spesso il fattore campo salta,
Quindi diciamo che sono partite aperte ai 3 risultati, e se sono aperte a un solo risultato, cioè il pareggio, passa alla squadra di casa. È vero, è vero. Mentre per quanto riguarda la griglia dei play-out, abbiamo detto che l'Adrano è già retrocesso matematicamente, così come anche il Città di Ragusa. E vogliamo spiegare 10 punti retrocede anche l'Avola. Anche l'Avola, perché oltre i 10 punti lo scontro potenziale che doveva esserci con il Real Aci è sempre fermato invece a 29. Quindi l'unico play-out che si giocherà sarà tra Caltagirone e Atletico Catania. Perfetto. Che hanno anche loro salvato la stagione nella parte finale. L'Atletico Catania, anche su fa questo parte di quel gruppo di squadre di cui parlavamo. Prima partecipo, poi mi fermo, poi ricomincio, vabbè. Allora, lo so attendere, come suol dire, scusami, un velo pietoso. Sì, anche perché insomma i nostri ospiti già hanno tanta voglia di dire qualcosa su questo girone. Allora Pippo, iniziamo da te. Lo sappiamo che purtroppo la Lega permette certe iscrizioni, quando invece forse avrebbe dovuto agire in una maniera diversa già all'inizio della stagione, sapendo quello che forse sarebbe potuto succedere poi dopo. Però siccome noi siamo qui per parlare e costruire, diciamo, speriamo che la FIGC, la Lega, la prossima stagione guardi bene le società e poi dia i calendari. Le cose strane del calcio: l'anno scorso 5 squadre che sono ora in eccellenza lottavano per vincere il campionato in promozione facendo molti sacrifici, vedi l'Atletico Catania contro il Città di Ragusa e compagnia bella. Ora si ritrovano a fare un campionato molto modesto e poi per salvare il titolo ricompongono il gruppo facendo grandi sacrifici, ma falsando anche gli altri risultati, perché infatti i risultati non sono stati mai sono stati molto altalenanti, ma dovuti al fatto che l'Atletico Catania ha giocato per molto tempo senza dirigenti, addirittura con i tifosi in campo, pur di non perdere il titolo. Questo è da elogiare. Il problema principale è un altro. Il problema principale è che io proporrei alla nostra carissima federazione di mettere la fiduzione anche nei dilettanti, per evitare questi tipi di campionati. È vero. In questo caso giustamente gli allenatori preferiscono a questo punto starsi a casa anziché andarsi a imparare in queste realtà. Molte squadre hanno chiamato in un momento di veramente disagio. Perché molte volte uno giustamente fa mente locale e dice ma dove vado? Avendo molta passione, però l'esperienza ti porta a riflettere un po' e rimanere a casa. È vero. Alfio, certo che guardare Avola, guardare anche Città di Ragusa retrocedere ancora una volta, soprattutto per guai organizzativi all'interno della società, dispiace, perché abbiamo detto che Ragusa è un capoluogo di provincia e sappiamo la tradizione. La stessa Avola, che è salita 2 anni fa all'incirca con un grande entusiasmo societario di tifosi, adesso ritornano di nuovo mestamente nel campionato di promozione e probabilmente senza neanche un futuro, cioè non si sa neanche se la prossima stagione scenderanno in campo anche nel campionato di promozione. Grande confusione, battagliamo per questo, cerchiamo di far cambiare anche queste cose da parte della Lega. Sì, io mi meraviglio comunque che piazze così grandi come Ragusa ad esempio non riescono a trovare degli sponsor che possono garantire almeno di mantenere la categoria. Anche l'Avola diciamo che è una piazza importante, però rispetto a Ragusa ha qualcosina in meno. Certo, sono delle sorprese, hanno insomma falsato questo girone B del campionato d'eccellenza, e un'altra sorpresa, come diceva il mio amico Anastasi, è il Biancavilla. Io puntavo tantissimo sul Biancavilla. Ma guarda che Franco giustamente ha confermato che probabilmente ha la squadra più forte. Ha l'organico più forte, però sai, tante volte le vicissitudini, magari delle scelte un pochino affrettate, hanno portato a questo tipo di risultato. Anche lì c'è stato un cambio di allenatore, Napoli, poi è tornato Cacciola. Insomma non ha portato bene. Comunque dobbiamo dare un in bocca al lupo per quanto riguarda i playoff che li faranno, e quindi nulla ancora è perduto, chissà che magari possano andare bene. In ogni caso, conoscendo anche il presidente, sono sicuro che il prossimo anno si organizzeranno nel modo migliore per tentare di fare questo salto di categoria. Sarebbe il terzo anno in eccellenza dal Cato Furnari, quindi vedremo che cosa succederà. Speriamo bene. Sempre guardando anche i playoff che comunque giocheranno, quindi giocheranno anche questa carta. Davide, tu i playoff li hai giocati nel campionato di eccellenza, spesso e volentieri giocando fuori casa, bisogna andare a giocare per vincere, spesso e volentieri non è facile, perché poi dopo incontri il pubblico nemico e anche dal punto di vista mentale una squadra che forse è anche forte di 2 risultati su 3. E a volte non è sempre un vantaggio avere
avere la possibilità di fare 2 risultati non è sempre un vantaggio, perché poi magari ad un certo punto ti accontenti del pareggio e la partita la perdi. Sono partite secche, quindi secondo me il fattore campo può avere la sua importanza, ma non è determinante. Non è determinante. Senti, allora, dato che siamo quasi sul finire di questa prima parte e tu rimani soltanto in questa prima parte, mentre il campionato di promozione lo viviamo nella seconda parte, adesso io faccio partire alcune immagini di sottofondo della tua stagione a Fiumefreddo, che non è stata una stagione bruttissima, vi siete salvati. Quanti gol quest'anno? 17. Beh, per uno che fa 17 gol, voglio dire, in promozione... A 37 anni. A 37 anni sono sempre delle cose molto belle, belle soddisfazioni. È stata una stagione anche per voi un po' travagliata all'inizio, poi vi siete resettati, avete salvato tutto, adesso tutti a casa in vacanza, pensando cosa? Allora, siamo partiti quest'anno... con aspettative importanti, perché comunque era stata allestita una bella squadra. Poi per tanti problemi un po' da parte di tutti questo non è avvenuto. C'è stato un periodo col mister Fichera che eravamo quasi in lotta per i playoff, solo che poi tante vicissitudini, il mister è dovuto andare via, prima anche il mister Pennisi, niente. Aspettative. Un po' di confusione. Sì, poi alla fine una volta salvati e una volta che non abbiamo potuto raggiungere più l'obiettivo dei playoff, diciamo, abbiamo un pochettino mollato, però... Va bene pure. Va bene, ormai è andata. Senti, ti rifaccio la domanda che ti ho fatto all'inizio della puntata, 37 anni, tanti gol, qui qualsiasi allenatore è pronto ad ingaggiarti di nuovo anche per la prossima stagione, perché se in promozione a 37 anni fai tutti quei gol, figurarsi anche in un potenziale campionato di prima categoria a vincere, come si suol dire. Chissà sì. Quante richieste ancora avrai. Ma farai beach quest'anno? Sì, no, ancora non lo posso dire. Non lo puoi dire? Perché? Sì, lo faccio comunque. Sì. Non puoi comunicare ancora ufficialmente con quale squadra giocherai? Sì, va bene. Va bene. Però lo farò, quest'anno c'è un progetto serio. Ti piace il beach? Sì, anche quello da 14 anni che lo faccio. Che poi tra l'altro noi facciamo il beach, ma bisogna essere atleticamente super preparati, perché non è che arrivi e fai una partita di beach soccer a grandi livelli. Perché a differenza dei nostri campionati lì il livello si è molto alzato, perché ci sono stranieri, certo. Gli stranieri tra i più forti al mondo, e quindi... È anche il meglio del calcio anche siciliano. C'è un livello molto alto, e noi abbiamo una squadra a Catania che è il Catania, che diciamo è a quei livelli. Ho capito. Allora, avevo già annunciato poc'anzi, parlando della città di Messina, una clip dedicata interamente alla squadra che ha vinto il campionato appunto di eccellenza del girone B. Ce la guardiamo e poi, rientrando in studio, salutiamo i nostri ospiti. Un città di Messina che, come ha detto giustamente anche Franco Anastasi, è stata anche veramente la grande sorpresa della stagione, meritando ampiamente di salire nel campionato di Serie D. Una Serie D che la prossima stagione sulla carta a Messina presenterà non soltanto la CR, ma anche e soprattutto questo Città di Messina. Sì, abbiamo fatto una cavalcata trionfale dopo la sconfitta di Rosolini, abbiamo inanellato 18 risultati consecutivi soltanto con 2 pareggi, con 3 pareggi, scordia andata e ritorno, e oggi qui a Camato, quindi con 2 signore squadre. Sicuramente abbiamo fatto un grande girone di ritorno e parte finale di girone di andata. Beh, diciamo che come filosofia che ho subito detto ai ragazzi, quella mia è quella di giocare una partita per volta per vincere, perché non gioca mai nessuno per perdere. Sicuramente magari pensare di arrivare così alla vittoria del campionato con 2 giornate d'anticipo, sicuramente no.
però pian pianino, vedendo e confrontandoci con le squadre, diciamo queste squadre di livello, abbiamo visto che ci potevamo stare, magari ci sono stati dei passaggi come la vittoria di Sant'Agata, il pareggio a Scordia, la vittoria di Sant'Agata. Noi abbiamo preso un genere di andato, un filotto, perché il calendario è stato particolare, avevamo tutte le squadre più forti alla fine, dove tutti ci aspettavano fortuna, il calendario, le cose, dove noi abbiamo girato il campionato facendo 4 vittorie consecutive, Sant'Agata, Biancavilla, Pistolina e Camaro, e poi pure l'ultima con Ragusa, e quindi abbiamo rigirato il campionato e poi abbiamo continuato a correre, quindi sicuramente in quel momento è nata in noi poi la convinzione proprio certa di potercela giocare fino in fondo. Ma il segreto è il gruppo, l'organizzazione, riuscire a organizzare la società in scala piramidale. Io che è vero che sono il presidente, ma poi a cascata sotto di me ci sono una serie di direttori che ognuno deve seguire un proprio comparto. Noi lavoriamo a compartimento stagno, dove ognuno di loro non si deve andare a calpestare i piedi. E se il lavoro fatto bene paga sempre. Città di Messina credo di avere il diritto di avere una casa. Una casa significa dove poter allocare gli indumenti tecnici, dove poter mettere una lavanderia, dove poter mettere una segreteria, una sede e poter programmare, perché nel mondo del calcio non si inventa nulla. Lo abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, dove una serie di personaggi sono venuti, hanno usurpato il titolo della prima squadra, e poi voglio dire i risultati si sono visti, ahimè, sul campo e fuori dal campo. Io già 2 anni fa avevo sposato il progetto del Città di Messina e quindi sono orgoglioso e onorato di proseguirlo in Serie D con loro. Poi per quanto riguarda il fatto del trascinatore non sono solo io, perché vedi Bombara, Fabrizio, ma non dobbiamo sottovalutare anche i ragazzini, perché come noi diamo una mano ai ragazzini, i ragazzini danno una mano a noi. E se io sono stato uno dei trascinatori è solo merito al gruppo. È stato la vera svolta, cioè credere mentalmente in noi e sapere essere consci della nostra forza.
Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata dedicata interamente al calcio dilettantistico. Oggi siamo ritornati di nuovo in campo per vivere adesso soprattutto i play-out e i play-off, però dopo aver visto questo momento di gioia del Città di Messina, mi hai detto durante la visione di questa clip che volevi sottolineare qualcosa, siccome noi siamo una trasmissione libera, perché non offendiamo mai nessuno soprattutto, e tu sei un giornalista libero, dici quello che vuoi dire. No, innanzitutto partiamo dal Città di Messina, perché Giuseppe Furnari o Peppe Furnari, come è chiamato, non è uno sprovveduto, perché l'anno scorso ha vinto l'anno scorso il campionato col Camaro. E il Città di Messina era una squadra da matricola, perché ha vinto l'anno scorso il campionato. È vero, quindi diciamo che meritano entrambi veramente. E guarda che sono super organizzati il Città di Messina. Credo che possono veramente essere l'alternativa alla CR. Mentre invece per quanto riguarda il discorso dei campionati falsati di eccellenza, anche di promozione, diciamo i campionati regionali, diciamo che tanta colpa è della dirigenza, e lo dico senza ombra di smentita, quella del comitato regionale, perché quest'anno sono state ripescate 11 squadre, 11 società in eccellenza. E infatti ed è assurdo, è proprio questo quello che succede. Quindi dicevo poco fa, Pippo, indelicato, che forse la fideiussione anche nei campionati dilettantistici sarebbe forse un toccasana, ma non è attenzione vero. Che molti presidenti non sanno cos'è sta fideiussione, perché il livello dilettantistico è così. Il livello dilettantistico è anche così. Allora mi sposto, perché voglio fare un giro di saluti con tutti i nostri ospiti. Mi sposto. Allora Pippo, stagione ferma la tua, ti sei un po' appesantito? Perché giustamente quando uno non allena, insomma, non dico che si scatena, però è un po' più leggero sulla sua dieta. Sono leggermente sovrappeso. Infatti, tu che sei sempre stato un tipo molto asciutto. Vabbè, deve essere di buon auspicio perché così a luglio sei pronto per una nuova preparazione atletica, per una nuova squadra. Lo faccio solo per questo, per entrare in forma. Bene. Guarda che noi di Penalty portiamo sempre fortuna, quindi chi viene qui senza squadra, generalmente la squadra la trova. Io cosa trovo? No, tu non trovi nulla. Ti ringrazio, comunque colgo l'occasione per farti i complimenti. Grazie. Perché sei un ragazzo che meriti anche più di questa trasmissione. Troppo buono. Veramente, sono contento, quando tu mi chiami sono contento. È vero, rispondi sempre presente, perché quando si parla di calcio in questa maniera, senza attaccare nessuno, ma insomma chiacchierando sempre in maniera corretta, senza offendere nessuno, insomma è piacevole, perché il calcio poi alla fine è la nostra anima, non possiamo farne a meno. La nostra passione. Se si fa con passione, le cose si fanno con trasparenza, io credo. Allora Pippo, prossima stagione con molta attenzione quello che si sceglie, giusto? Soprattutto una società seria. Uno slogan importante. Perché la categoria a questi livelli, per uno come me che già ha fatto tanto calcio, non è più importante. È importante avere un gruppo di dirigenti che ha voglia di fare calcio con serietà. Bene. Allora un in bocca al lupo a Pippo Indelicato. L'altro in bocca al lupo lo dobbiamo fare giustamente ad Alfio Barbagallo. Tra l'altro Alfio, sottolineiamo, è un allenatore professionista di seconda categoria, voglio dire, potresti fare il secondo in Serie A e B e allenare una squadra di Lega Pro. Non che tu non ne abbia le capacità, però è anche vero che conosciamo bene il mercato in Sicilia, che spesso e volentieri è un po' pilotato da certi personaggi. Sì, lo so. Sei troppo buono, Ettore. No, scusa Pippo, sottolineavo 1, 2, 3, cioè insieme noi tre abbiamo fatto, mi ricordo, il primo corso di allenatori di terza categoria, vabbè, tanto tempo fa, a Caltagirone. Dicevi, Alfio? Intanto rimarco l'importanza di questa tua trasmissione che parla di calcio dilettantistico, però come tu sai io penso sempre che per far bene questi campionati occorre puntare sui giovani, e forse tutte queste società che falliscono, tutti questi problemi che ci sono nei vari campionati potrebbero in parte essere risolti se si punta su un bel settore giovanile e si cerca di affrontarli in questo modo, anno dopo anno, con una programmazione. Per quanto riguarda, quindi ti ringrazio, poi stasera
un gruppo di amici e una trasmissione stupenda, quindi meglio di così questo invito non poteva andare. Grazie allora per sono ben lieto di essere qui con te e quando mi chiami sempre a disposizione. Grazie, non mancherà occasione, sicuramente ti rivedremo presto di nuovo qui a Penalty, così come rivedremo a questo punto presto di nuovo anche Davide, non so in che veste, o da calciatore di beach o da calciatore di una prossima squadra. Bomber da 17 gol quest'anno, a 37 anni potrebbe anche pensare forse di appendere le scarpette al chiodo, ma io non credo, perché con un fisico così, insomma, caro Pippo, ci dobbiamo pensare noi ad appendere tutto al chiodo. Lui come riferimento può prendere Giorgio Corona. Giorgio Corona, che insomma con l'Atletico... Non esageriamo. No, però è quella. Parlo come età, vabbè, soprattutto come età. Fino a quando la domenica scendi in campo e ancora ti diverti. Trovi certi personaggi che comunque ti stimolano, allora naturalmente il fisico riesce a sopportarlo, ben venga, però per adesso ci buttiamo nel beach, poi il prossimo anno si vede. Abbronzatevi comunque ti tutti. volevo ringraziare per l'invito, grazie per essere stato presente, grazie dunque a Davide Ardizzoni. I nostri 3 ospiti ci lasciano, adesso noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, rientreremo in studio e parleremo in questa seconda ora del campionato di promozione, dei 4 gironi del campionato di promozione e dei 7 gironi di prima categoria. L'anno scorso erano 8, quest'anno sono 7, a dimostrazione che molte squadre giustamente hanno abbandonato, e questo potrebbe essere uno spunto anche per la prossima chiacchiere che faremo anche con il nostro Franco Anastasi, perché a questo punto diminuiamo i gironi e probabilmente riusciamo chissà a fare un campionato più completo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco a Penalty. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Rieccoci qui a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle ore 19 sul canale di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Voglio ricordarvi, e questo non l'ho fatto all'inizio e su questo devo dire che ho preso una bella romanzina da parte del nostro regista, siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Penalty e anche sulla pagina Facebook di Ettore Tortorici, tanto per cambiare. Presto comunque ci saranno anche altre novità, quindi ci potete seguire sotto questo punto di vista anche con un normale telefonino, perché oggi come oggi è anche vero che la televisione, non dico che è importante, però è diventata anche un po' marginale, perché oggi con i social, con il telefonino siamo online effettivamente in tutte le parti del mondo. Questa è la dimostrazione che Penalty raggiunge facilmente tutto e tutti in maniera velocissima. Allora, ti abbiamo sistemato adesso da questa parte, caro Franco Anastasi, sei contento? Sì, per me va bene, là o qui per me va bene. Per te va bene, anche perché lì vicino adesso c'hai un allenatore che da 3 anni all'Icoddia e Ubea
ha creato comunque, secondo me, non dico miracolo, però ha dato delle grandissime soddisfazioni. Samuele Costanzo. Ciao Samuele, come va? Buonasera, tutto bene. Ho detto bene, 3 anni. 3 anni, sì. Che sembrano pochi, ma per un allenatore sono tantissimi. Sì, sono tanti. Anche perché hai vinto tutto, quello che potevi vincere. Sì. Coppa Italia. Campionato. E 2 salvetti, 2 playoff. Beh, l'anno scorso ancora di più rispetto a quella di quest'anno, no? Sì, l'anno scorso siamo arrivati quinti a parità punti, poi c'è stata l'opportunità di fare il playoff per la distanza, però come neopromossa penso che sia stato un risultato importante. Certo, assolutamente. Sei contento di continuare o sei contento comunque di fermarti qui con la Licodia Eubea, anche se poi avremo modo di parlarne nei dettagli? Ma io penso che dopo 3 anni si ha la capacità di sapere che qualcosa è iniziato e qualcosa deve finire, quindi secondo me dobbiamo parlare, però è anche giusto, secondo me, se c'è la possibilità di cambiare Franco, area. io sono dell'idea che secondo me qualche squadra già lui, insomma, no. Qualcuno l'avrà già adocchiato, perché insomma per lui parlano i numeri, Franco. Effettivamente da quando c'è lui all'Eubea, io me lo ricordo come calciatore, quando era alla Leonzio, anche prima, e quindi conosco bene le sue qualità. E ha fatto benissimo all'Eubea, anche se quest'anno alla fine del campionato insomma un pochino hanno però lui ha detto che la parte finale l'ha quasi giocato ormai con la Juniores, quasi tutti 2002, 2001, 2000 e quindi non era giusto né mollare, perché secondo me quando non ci raggiungo degli obiettivi la cosa più semplice è andare via e mollare. Certo. Io ho preso un impegno, è giusto che lo portavo completi la stagione completo, e poi quello che succederà. Parliamo del campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati della giornata, subito il girone A, questi risultati: Castellammare batte Altofonte 3-2, Atletico Ribera batte Città di Castellammare 4-3, Don Bosco Partinico batte 5 Torri Trapani 2-0, Vallelunga Gattopardo 1-1, così pure Ravanusa Libertas 2010, Partinico Audace batte Nuova Sancis 6-1, Casteltermini batte Salemi 1-0 ed infine Campobello Serra di Falco 5-5. Che risultato strano. La classifica è stata delimitata sicuramente da una forza su tutti, quella del Partinica Audace, che già da parecchie settimane ha vinto il suo girone e quindi approda nel campionato di eccellenza la prossima stagione. Partinica Audace che chiude con 72 punti, 66 punti per il Salemi, 65 per il Castellammare, Altofonte 48, Campobello 45, 5 Torri Trapani 38, 37 per il Vallelunga, 34 punti per la Libertas 2010, Don Bosco Partinico 32 insieme all'Atletico Ribera, 31 punti per il Casteltermini, 30 punti per Gattopardo e Nuova Sancis e Serra di Falco insieme con 28, Ravanusa con 26 ed infine chiude il Città di Castellammare con 23 punti. Playoff particolari, caro Franco, perché ci sarà praticamente soltanto lo scontro Salemi-Castellammare. I complimenti vanno al Partinico Audace che ritorna immediatamente in eccellenza dopo qualche anno. Dopo la retrocessione maturata l'anno scorso. Tra l'altro sottolineiamo anche che il Partinico Audace, ovvero la provincia di Palermo, Partinico soprattutto, è una zona calcistica importantissima, perché per molti anni hanno fatto la Serie D. Ha fatto la Serie D la Partinico Audace. E quindi voglio dire, una tradizione che è giusto che ritorni nel calcio che, tra virgolette, conta. Quella che conta, è vero. Senti, invece per lo scontro Salemi-Castellammare, come vedi? Salemi-Castellammare è un terno all'otto per tutte e due, perché come dicevo prima il fattore campo può contare, però può contare per i due risultati a favore, altrimenti conta relativamente. Certo, è vero. Mentre per quanto riguarda il discorso dei play-out, come tutti ben sanno, lo scontro sarà tra Serra di Falco e Ravanusa, mentre il Città di Castellammare, cioè l'altra squadra praticamente di Castellammare, retrocede direttamente. E purtroppo sì, può capitare. Ma d'altra parte 2 squadre mi sembrano da follia. Ma sì, ma c'è anche un piccolo particolare, perché Castellammare fino a un paio di anni fa era in eccellenza. Sì, è vero. Quindi quando c'è una doppia retrocessione significa che ci sono delle cose che non vanno per il mentre invece il Castellammare è una neopromossa. Quella è una neopromossa. Quindi forse l'entusiasmo di nuovi dirigenti. Forse sarebbe il caso di fare un'unica società.
È vero, è vero. Vedremo un pochettino cosa succederà, perché adesso dobbiamo parlare del girone B, sempre del campionato di promozione. Abbiamo la schermata di questa 15ª giornata. Real finale Bagheria Città delle Ville 1-1, 3-1 per il Don Carlo Misilmeri che batte la Stefanese in casa, 3-0 per il Gerasi contro il Folgore Sant'Agata, 4-1 il punteggio della Sant'Angiolese nei confronti del Gangi, 2-1 Gioiosa vincente contro l'Iniziativa, Villabate batte Lascari 2-1, Pro Tonnarella batte Acque Dolcese 4-2 fuori casa ed infine il Città di Ganci 3-0 nei confronti del Sinagra. Una classifica anche in questo caso già determinata da qualche settimana, vinta dal Geraci con 73 punti, la classifica la possiamo già guardare, Geraci appunto in testa con 73 punti, 68 punti del Gangi, 53 della Sant'Angiolesi, 52 del Don Carlo Misilmeri, 48 per il Bagheria, 45 per l'Iniziativa, 40 per il Lascari, Acque Dolcese insieme a 40 punti, Città di Gangi con 36, Sinagra 34, 33 per la Stefanese, 32 per il Pro Tonnarella insieme al Real finale, 31 per il Gioiosa con il Villabate ed infine il Folgore Sant'Agata che tra l'altro è stata anche esclusa dal campionato dopo la quarta rinuncia. Prima di presentare il nostro ospite che è arrivato in questo istante, la battuta la facciamo giustamente con Franco Anastasi. È un bel duello questo, un bel duello fra Geraci e Gangi. È vero. Gangi neopromosso. Gangi neopromosso, ma non solo, è arrivato anche alla semifinale di Coppa Italia. È vero. Però il Geraci è anche vero che un po' ha sorpreso, non ce l'aspettavamo. È vero, è stata la sorpresa del campionato, è stato proprio il Geraci. Comunque ha vinto il campionato meritatamente. È vero, mentre invece i play-out li fanno due squadre che l'anno scorso hanno vinto il campionato di promozione, Gioiese e Villabate. Succede anche questo. Ma secondo te che cosa è successo? Sono finiti i soldi? Oppure gli obiettivi molto più grandi di quelli che... Ammesso che i soldi ci siano stati, perché... No, soldi nel campionato di promozione secondo me non ce ne stanno tanti. No, ma non ce ne stanno nemmeno... Cioè, praticamente i giocatori vanno a giocare, si impegnano, eccetera, eccetera, però i dirigenti, ma questo è un capitolo che poi si potrebbe aprire a parte, certo. Perché i dirigenti poi a un certo punto raggiunto l'obiettivo, cioè quello della salvezza, certo. O quando non si può raggiungere la promozione, mollano tutto, non pagano più nessuno. E tutti a casa. E quindi, ma anche se non fanno tutto a casa, ma insomma vero, diciamo che non è una bella ragione questa. Tra l'altro sottolineiamo una cosa molto importante, che il Ganci passa già direttamente potenzialmente allo spareggio finale, perché giustamente la terza, la quarta e la quinta non possono partecipare ai playoff perché sono troppo distanti. Alla finale con la vincente dei playoff del girone A. E anche lì insomma vedremo che cosa succederà. Voglio salutare il presidente della Cicatena, abbiamo il nostro Salvo Ponticella. Buonasera Presidente. Buonasera, mi è venuto in ritardo, che cosa è successo? È un po' di traffico, poi c'è stato un festeggiamento finale per il raggiungimento dei playoff, sì. Quindi indubbiamente è giusto che sia così, va bene. Contento? Sì, soddisfatto. Beh, diciamo che era l'obiettivo principale, intanto raggiungere i playoff. Sì, l'anno scorso sfuggiti nel giro dei 20 secondi di pazzia finale. Sì, l'obiettivo iniziale era questo, anche se dopo le ultime vicende che ci sono state ad Cicatena era diventato addirittura un miraggio. Fortunatamente il calcio è bello perché ti dà e ti toglie, quindi quest'anno posso dire che mi ha dato. La vedo rilassata, forse perché giustamente finita la stagione uno poi deve ricaricare in prospettiva playoff. Diciamo che è un rilassamento provvisorio. Va bene, certo. Arriveranno giorni un po' più intensi, no? Perché bisogna mettere la squadra sotto pressione. Maria, il mister Romeo sa come agire. Grande persona, grande uomo e anche grande mister, e l'ha dimostrato. E l'esperienza conta tantissimo in un campionato. E l'ha dimostrato anche lavorare in determinate situazioni non è facile. Assolutamente. Continuiamo a parlare del campionato di promozione, è arrivato adesso il momento di presentare il girone C, eccola qua la schermata con i risultati. Città di Mascalucia batte Atletico Fiumefreddo 4-2.
Aci Sant'Antonio batte Real Rometta 2-1, Terme Vigliatore batte Gescal 2-1, Torregrotta Ionica 1-1, Giardini Naxos batte Lineri 4-3, Merì batte Messana 4-1, Sporting Trecastagni batte Messina Sud 6-4 ed infine Tirrenia batte Sporting Viagrande 8-0. La classifica è a questo punto definitiva, la Ionica raggiunge la sospirata promozione nel campionato di eccellenza con 73 punti, 72 punti invece per il Terme Vigliatore, 70 per la Tirrena, 53 Aci Sant'Antonio, 52 Giardini Naxos, 45 punti per il Gescal, 44 Lineri Mister Bianco, 42 Città di Mascalucia e Sporting Viagrande, 33 punti Città di Rometta e Messana, 30 punti Atletico Fiumefreddo, 28 il Merì, 27 Sporting Trecastagni, 25 il Torregrotta ed infine chiude la classifica con 4 punti il Messina Sud. Allora, prima parliamo della Ionica, veloce perché poi abbiamo anche delle immagini della vittoria della Terme Vigliatore nei confronti della Gescal. Terme Vigliatore che insomma sentendo il suo presidente vuole assolutamente raggiungere il campionato d'eccellenza, ma parliamo prima della Ionica. 73 punti, complimenti alla società, no? E a Mimmo Moschella, l'allenatore che ha saputo veramente mantenere la testa della classifica per tutto il campionato, anche se il Tirrenia e il Terme Vigliatore si sono abbattuti per cercare di contrastarlo. Certo. Quindi, che il messinese è veramente difficile, un girone combattutissimo. Sì, è vero, anche perché ci sono delle delusioni in questo campionato, tipo Viagrande, tipo Fiumefreddo, perché erano squadre accreditate, mentre tutto sommato la Sant'Antonio ha fatto un campionato così. È vero. Un'altra squadra che però è affidata quasi esclusivamente ai giovani, il Trecastagni, che dovrà fare i play-out col Torregrotta. Allora, possono partire nel frattempo le immagini di sottofondo di questo Terme Vigliatore, Samuele, che racchiude la volontà delle messinese comunque sempre di lavorare giorno dopo giorno cercando di portare a casa un risultato attraverso grandi difficoltà. Basta guardare il campo per capire insomma dove si gioca e come si gioca, però dalla loro c'è questa determinazione. Messina, soprattutto tutta la sua provincia, ha voglia di fare calcio. Ma sì, ma basta vedere il girone, forse è stato l'unico girone più combattuto. Sì, perché è vero. La terza poteva vincere il campionato, dove la prima poteva arrivare terza. Poi anche c'è stata nel messinese la vittoria anche del campionato d'eccellenza, che sono arrivati in Serie D, quindi il calcio messinese è stato sempre uno dei gironi più equilibrati, ecco, possiamo dire così. Poi i sacrifici si fanno ovunque, campi ormai in Sicilia ce n'è pochi e tutti quanti in terra. Quando parliamo di campo sentiamo subito la Cicatena. Che stagione è stata con la vostra struttura? Avete giocato un po' al bottino, un po' allo stadio comunale? Come vi siete distribuiti quest'anno? Perché sperate sempre di avere una vostra bella realtà, è solo un sogno, Presidente? Allora, più che altro il discorso impianto non è stato un problema dovuto alla diciamo, praticabilità dell'impianto, ma è stato solamente un discorso comunale. Purtroppo la giunta comunale quest'anno è stata molto assente nei confronti, ma non solo della Cicatena, nei confronti di tutte le società sportive che giocano da Cicatena, manifestando poco interesse per lo sport, una cosa che a mio avviso è una cosa strana e sbagliata, perché lo sport è la materia che ti porta a sviluppo, ti porta a movimento, eccetera eccetera. Quindi il nostro trasloco a Catania è stato un atto dovuto, ma non dovuto all'impianto di... Poi sentiremo anche il parere dei tifosi, nel senso che insomma, tu sei anche un termometro di una realtà di Aci Catena che è famosa per insomma, il suo seguito colorato, determinato e voglioso di calcio che conta. Ma guarda, Aci Catena, come noi tutti sappiamo, è una piazza molto esigente, perché sempre ti ricordano il discorso della Serie D, ti ricordano, non si vive solo di ricordi, purtroppo là si vive di passato. Il tifoso catenato è un tifoso caldo, è un tifoso che magari in prima categoria tu non trovi, perché ti viene a seguire in qualunque campo vai. Anche in settimana, tra l'altro. Sì, però è anche vero che è molto esigente, quindi quando magari le cose non ti vanno bene
sono pronti a bacchettare. Non ti fanno lavorare nelle migliori condizioni, però ripeto, questo è la categoria, questo è il gioco, quindi vedremo cosa succederà, speranzosi tutti chiaramente anche di fare dei grandi playoff. Parliamo adesso del girone D, anche in questo caso si è conclusa una stagione importante con il Marina di Ragusa che raggiunge il campionato di eccellenza già da qualche settimana. Questi i risultati di questa 15ª giornata: Santa Croce batte Nacalcio 3-0, Floridia batte Erg 4-0, Megara Augusta batte Frigettini 4-3, Mister Bianco batte Marina di Ragusa 3-0, Carlentini batte Rinascita Netina 3-0, 0-0 tra New Modica e Sporting Augusta, 8-4 il risultato tra Real Siracusa Belvedere con lo Sporting Eubea ed infine lo Sporting Priolo 3-0 nei confronti del Motta Sant'Anastasia. Guardiamo la classifica, anche se vi ho già anticipato che il girone è stato vinto meritatamente da un Marina di Ragusa che la prossima stagione secondo me partirà in griglia importante nel campionato di eccellenza. Campionato vinto con 72 punti, 67 per il Santa Croce, 66 per il Mister Bianco, 55 per il Floridia, 50 per lo Sporting Priolo, a 44 New Modica, con 41 lo Sporting Augusta, 40 per Carlentini, 39 Real Siracusa, 34 Sporting Eubea, 33 Frigentini, 31 l'Erg, 30 Lenna, 30 punti anche il Megara Augusta, 25 punti per il Motta Sant'Anastasia ed infine la Rinascita Netina con 12 punti. Allora, nel frattempo possono già partire alcune immagini di questo Marina di Ragusa che, Franco, io credo che la prossima stagione sarà una brutta gatta da pelare per tutti, perché sono organizzati, hanno un allenatore vincente nuovo che è Utro, che sa la sua, e soprattutto ha un parco giocatori che già quest'anno era di eccellenza e hanno stravinto il campionato di promozione. La prossima stagione, se verrà confermato, come penso succederà, dirà la sua secondo me, anche perché a Ragusa non c'è nulla. Non c'è nulla da un periodo di tempo a questa parte. Ho detto tutto? Quasi tutto. Come vedi questa cosa? Ragusa, questo Ragusa il campionato l'ha vinto già nel girone d'andata, nonostante abbiano cercato di contrastare, ma relativamente il Santa Croce e il Mister Bianco, che faranno i play-off, loro due, la finale direttamente play-off, perché nonostante Floridia, il campionato del Floridia e del Priolo sono distanti oltre 10 punti, per cui questi non rientrano, soprattutto il Floridia non rientra nel novero, nella griglia dei play-off. Troppi, più di 10 punti di distacco. Sì, il Marina di Ragusa ha vinto meritatamente il campionato, ma aveva una squadra già pronta, già pronta per l'eccellenza, quindi forse secondo me non si vedeva una squadra di promozione così vincente da moltissimi anni, perché veramente hanno fatto un ruolino di marcia spaventoso. Allora c'è da sperare che a questo punto veramente la realtà di Ragusa finalmente abbia una sua identità ben precisa. Sì, con questa società sì, perché sono organizzatissimi, l'avevano programmato, non parliamo di progetti perché i progetti si fanno per altre poi la parola progetti soprattutto nel calcio dilettantistico è stata abusata, devo dire. Diciamo che si sono programmati per vincere il campionato, ci sono riusciti abbondantemente e anche con un netto anticipo, quindi i nostri complimenti vanno a Marina di Ragusa Società, ai giocatori e soprattutto a Utro, Salvo Utro, l'allenatore che tu hai detto che ha dimostrato di saperci fare veramente. È vero. Santa Croce e Mister Bianco, caro Samuele, scusami, non so perché mi è venuto Rosario. Samuele, tu li hai incontrati, chiaramente il Mister Bianco ha 2 risultati su 3 dalla sua, perdonami, il Santa Croce ha 2 risultati su 3 e a questo punto comunque sono sempre in una situazione di punto interrogativo, perché il Mister Bianco non ci starà facilmente sotto. Nel playoff poco conta secondo me il campo, anzi forse chi è costretto a vincere va a affrontare la partita nei migliori dei modi, che invece pensare di poter gestire la gara. È una partita che secondo me, conoscendo le squadre, la può vincere chiunque come la possono perdere chiunque.
Il Santa Croce in questo caso però il anni. Santa Croce comunque ha sempre 2 risultati su 3. Sì, alla fine un po' nei gioca 120 anche minuti questa sì. cosa, Sì, un po' sì, gioca. però è vero che il Santa Croce comunque è da tantissimi anni che gioca ai playoff, che entra nei primi 5. E l'anno scorso volendo poteva già pensare di vincere. Quindi diciamo ci sta tutta. Il Mister Bianco è formato da una squadra con un organico da giocatori per la categoria importante. È vero, è vero, è vero. È giusto che sia così. Però il prossimo non me l'hai detto. Il pronostico non me l'hai dato. Ma io ho amici da una parte all'altra, quindi non mi posso sbilanciare. Due squadre che giocano benissimo in attacco, perché entrambe le squadre sono dotate di giocatori veramente per la categoria di alto livello. Presidente Ponticello, un pronostico ce lo fai tu, dai. Secondo me, Santa Croce Mister Bianco. Secondo me è una partita che si deciderà ai supplementari. Ai supplementari, quindi a questo punto sarà veramente... Secondo me sì. Arrivare e poi tra l'altro giocarsi una partita così importante su 120 minuti è sempre molto, molto difficile. Ma parliamo, dato che siamo nel girone D, di questo benedetto Sporting Eubea. Nel frattempo possiamo anche vedere qualche immagine. Sporting Eubea che, diciamolo pure, per la realtà va bene, voglio dire, sì. È sempre un campionato di promozione, ci sono un dispendio di energie economiche, fuori un po' anche dal giro dei catanesi, sì, allora, perché la distanza c'è. Allora, Sporting Eubea dobbiamo prima dire che è un paesino da 3.000 abitanti. Ecco, questo sottolineiamo. Quindi fare calcio lì e avere una promozione, e ripeto, 2 anni che ci salviamo in anticipo, nettamente in anticipo, e sembra una bella cosa. Il rammarico c'è per quest'anno perché eravamo partiti per giocarci almeno un posto nei playoff, e così è stato nel girone di andata. Ricordo che questa squadra era seconda, era terza, col Marina di Ragusa l'andata ha perso lì 1-0, ha pareggiato in casa 0-0, quindi la squadra era viva. Poi nel campionato di promozione succedono tantissime cose, è andata così. L'unico rammarico è questo, però non posso dire che sia stata un'annata fallimentare, perché secondo me fallisce chi non fa nulla e chi non fa qualcosa. E poi in questo caso avete fatto tanto, soprattutto la tua persona. Abbiamo fatto tanto, perché non ci dobbiamo dimenticare da dove si è partiti, non ci dobbiamo dimenticare che ha 2 anni che la promozione la giochiamo in una discreta maniera, che ci salviamo in anticipo, e quindi dobbiamo essere soddisfatti. Poi il rammarico è giusto che ci sta. Hai lanciato qualche juniores in questa parte finale? Tantissimi. Sei contento? Sì, sono soddisfatto. Presidente, stai sentendo cosa dicono, no? Sì, cioè la juniores non deve essere una squadra così tanto per completare la rosa, puntiamo sui settori giovanili, e Licodia in questo caso... Licodia, la juniores ha fatto un campionato del vertice, ha perso, mi sembra, la finale, è arrivata a pari punti, però nello scontro diretto. Però almeno ha un suo organico. Sì, ha un suo organico, e comunque, ripeto, era troppo semplice andare via quando non ci sono, come diceva prima, se non ci sono, poi non si raggiungono gli obiettivi, non bisogna sbracare e lasciare andare, ma bisogna avere sempre un'entità, certo, e portare a termine la propria rispettare gli avversari e rispettare un campionato. Anche quando si andava in campo e si prendevano 4-5 gol era giusto, e faceva parte di una crescita con dignità, e si faceva tutto. La battuta cattiva te l'ho fatta, Salvo, perdonami, sulla juniores, però io credo che sia fondamentale un settore giovanile. Voi state lavorando anche su questo, no? Sì, noi abbiamo fatto enormi passi in avanti, diciamo dalla mia gestione, anno dopo anno ci siamo migliorati, e anche per la prima squadra parlando, in diverse partite abbiamo giocato con diversi under in campo, anche quando diciamo l'obbligo è di uno in campo, però noi ne abbiamo schierati diversi proprio per dare sia spazio ai giovani e anche perché costruire qualcosa. Sì. Certo, poi in alcune partite probabilmente l'esperienza fa tanto, e quindi magari alcune partite vanno affrontate anche con gente un po' più levicata. Sì, ma sai, però ci sono certe partite che diciamo devono fare esperienza, perché allora se tu li metti sempre nelle partite facili o nelle partite tranquille, poi magari alla prima situazione si ritrovano psicologicamente. Franco, volevo chiudere questo girone del campionato di promozione ricordando anche i play-out che si giocheranno, la Rinascita Anetina che retrocede chiaramente nel campionato di prima categoria, e lo scontro Megara-Motta per quanto riguarda i play-out. Come vedi questo scontro? Vincerà il Motta.
così secco, diretto. Secondo me sì. Però Perché... Megara, insomma, è una tradizione, no? Potrebbe giocare... La tradizione nel campo non conta. Soprattutto se si gioca in casa anche in questo caso. No, il discorso è perché il Motta, da quando c'è andato Santo Gioffrida, è cambiato completamente. È cambiato, anche se i risultati non sono stati eccezionali, però dal punto di vista del gioco, dal punto di vista... alcuni risultati sono stati importanti, altri erano improponibili perché chiaramente si giocava con squadre che avevano un tasso superiore, esatto. Quindi i miracoli si possono fare fino a un certo punto. Il Megara invece è una delle squadre che ha deluso totalmente in questo campionato, quindi poi può succedere di tutto, ma secondo me il mio... Tra l'altro ad Augusta, diciamo, adesso c'è lo Sporting che va per la maggiore con Casertano. Lo Sporting ha cambiato allenatore in corso e diciamo che se l'avessero fatto prima probabilmente avrebbe fatto... Con i secoli, ma non si vincono i campionati, esatto. Purtroppo. Bene, allora a questo punto passiamo al campionato di prima categoria. Abbiamo la 13ª giornata del girone A, eccola qua. Balestrate batte Gibellina 1-0, Strasatti batte Calcio Rangers 2-0, Borgonovo batte Città di Cinesi 5-3, mancano 2 risultati e poi infine Fulgatore batte Valderice 3-2. In classifica il Borgonovo è con 48 punti la squadra che vince, quindi la prossima stagione giocherà il campionato di promozione. Borgonovo con 48, 44 per il Balestrate, 43 Città San Vito Lo Capo, 39 il Gibellina, 35 il Fulgatore, Città di Cinisi 29, Città di Carini 27, 26 il Città di Giuliana, 24 il Valderice, 21 Sparta Palermo, 14 Calcio Rangers ed infine Strasatti con 12 punti. Borgonovo in testa con 48 punti e invece per quanto riguarda i playoff abbiamo Balestrate, Città di San Vito Lo Capo, bellissima località turistica, non sto qui a parlarne più di tanto, e il Gibellina con 39, quindi saranno soltanto 3 le squadre anziché 4. Sì, hai detto tutto, io non aggiungo altro, anche perché praticamente... Tifi per San Vito Lo Capo perché ci vuoi andare in vacanza, lo abbiamo capito. Benissimo, tra l'altro posto meraviglioso. Proseguiamo, altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone B, siamo proprio ormai all'ultima giornata, pertanto i giochi sono fatti, ci prepariamo poi a vivere i play-out e i play-off. Castronovo Albatros 2-2, Città di Castellana batte Termitana 4-2, Atletico Aragona perde in casa con l'Empedoclina per 2-1, Gemini Calcio batte Belmonte Mezzagno 1-0, Real Campofelice batte Spartacus 1-0, Oratorio San Ciro e Giorgio 3-1 nei confronti del Real Suttano ed infine Sant'Anna batte Rocca Palumba 2-0. Qualche nome per noi catanesi ci sembra un po' strano, però è anche vero che dall'altra parte ci sono società che hanno dei nomi un po' particolari. L'Albatros ha vinto il campionato con 62 punti, salutiamo tra l'altro anche il presidente Lupo, ex presidente del Prizzi, che ci segue, che quest'anno ha sposato questo progetto dell'Albatros portando l'Albatros nel campionato di promozione, quindi personalmente per lui è un altro momento di grande gioia. 62 punti contro i 58 dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, 49 per il Sant'Anna, 43 per Real Campofelice, 42 in Pedroclina, 38 Atletico Aragona, 37 Città di Castellana, 29 Real Suttano con il Castronovo, 28 per il Gemini, 27 Spartacus, 25 Rocca Palumbo, 22 Belmonte Mezzegno ed infine la Termitana con 15 punti. Allora, che facciamo? L'Albatros contenti per andare nel campionato di promozione, i playoff vedranno in scena soltanto 3 su 4 le squadre. Oratorio San Ciro e Giorgio che farà la finale, mentre la semifinale sarà fra Sant'Anna e Real Campofelice. Conosci qualcuno dell'Oratorio San Ciro e Giorgio? No, io nemmeno so dove si trova. Ecco, è una cosa strana, cioè non me ne vogliono gli amici dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, che l'anno scorso li avevo visti già in questa categoria e un po' mi avevano sorpreso. Mi devo informare, devo dire che dovevo essere più informato, però siccome sono una persona onesta non li conosco più di tanto, però il loro nome già è sinonimo di unione, perché parliamo di un oratorio, no? E quindi voglio dire, probabilmente saranno anche un bel gruppo.
vedremo cosa andrà Io a in questo succedere girone adesso. mi ricordo di Castellana, Empedoclina, Beh, Gemini, l'Empedoclina è storica, no? Storica squadra agrigentina. Termitana, anche se ora è l'ultimo in classifica. Retrocesso proprio, mentre i play-out tra Rocca Palumba e Belmonte Mezzagno. Bei posti. Bei posti. Dove io sono stato col camper. Ah sì? Sei un viaggiatore ancora importante allora, perché raggiungi questi posti, quindi ci sorprendono. Non faccio parlare i miei ospiti perché probabilmente saranno nelle mie stesse condizioni, qualche società probabilmente non la conoscono più di tanto. Proseguiamo, parliamo adesso del girone C con qualche squadra che invece è molto più conosciuta. Abbiamo Acquedolci che batte Futura 4-0, Pettineo batte Castelluccese 1-0, Sant'Ambrogio Cefalù batte Due Torri 3-2, Rocca di Caprileone batte Sfarandina 2-1, San Fratello San Basilio 1-1, 3S Brolo batte Orlandina 1-0 e Torranovese batte Umbertina 3-0. In classifica l'Acquedolci che raggiunge il campionato di promozione, ha vinto il suo girone, 59 punti, 53 la Torre Novese, 49 Rocca di Caprileone, 46 la Castelluccese, 41 la Sfarandina, 35 Umbertina, 35 anche il Pettineo, 33 San Fratello, 31 punti per il Due Torri, 30 punti per il San Basilio, 22 3S Brolo, 21 Sant'Ambrogio Cefalù, 17 il Futura ed infine 15 punti per l'Orlandina. Qua qualcuno la squadra la conosce, esatto, ci sono squadre che hanno fatto la Serie D. Voglio dire, quindi i nostri ospiti li posso interpellare allora. Acquedolcese in promozione, sorprende anche il Rocca di Caprileone, no? Che avrebbe forse tentato magari di vincerlo direttamente il campionato. Sì, esatto, avrebbe potuto vincerlo il campionato perché mi risulta che la squadra è stata costruita bene, però poi siccome ne vince solo una. È vero. E quindi... I playoff soltanto 3 squadre, anche in questo E purtroppo l'Orlandina, per esempio, che ha fatto anche la Serie D, ora retrocede direttamente, insomma. Succedono, no? Sono quelle cose che succedono. Anche perché a Capo d'Orlando mi sa che di calcio non ne vogliono sentire parlare, ho questa sensazione. Samuele, invece il Due Torri, che invece aveva giocato per molti anni anche nel campionato di Serie D, insomma vivacchia in questi territori di prima categoria che sono veramente delle sabbie mobili dove è difficile venire fuori poi alla fine. Io ho avuto la fortuna di giocare con loro in Serie D quando ero anche in eccellenza. Il discorso qua poi è un discorso troppo ampio. Ci sono campionati, a volte non conta nemmeno vincere perché dopo un anno ti ritrovi le stesse squadre con te. Quindi qua è un argomento troppo vasto. Secondo me ci vuole una riforma definitiva e drastica per iniziare a fare calcio. Quindi non è obbligatorio avere per forza 4 campionati, quando se ne possono avere 2, non è obbligatorio fare 10 campionati di categoria, ne puoi fare anche 6. Certo. Per così i campionati sono tutti falsati. Guarda che mi dai il gancio per la prossima domanda al Presidente, sai perché? Sì, perché effettivamente quest'anno da 8 sono passati a 7 i gironi di prima categoria, ma rimangono tantissime le squadre, cioè poi alla fine devi andare a fare playoff per cercare di andare a battere con quelli dell'altro girone. Però se noi facciamo caso... c'è su 8 gironi di prima categoria, no, 7 quest'anno, 7, se tu fai caso le quinte classificate non stanno facendo nessuna playoff in tutti i gironi. Nota giustissima, è vero, in tutti i gironi la quinta per un distacco notevole nei confronti della seconda, e abbiamo visto che il distacco 17-16 sono tanti quindi secondo me ci vuole, come dice Samuele, una riforma. Bisogna tagliare ma da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista. Franco è gioioso quando si tratta di parlare di riforme. Stiamo sfondando una porta aperta, lo sosteniamo veramente da decenni questo discorso, lo sosteniamo da sempre, però da questo orecchio, insomma, il comitato regionale. Ma guarda che prima o poi arriverà dove deve arrivare questo nostro messaggio. 11 ripescaggi in eccellenza, un'assurdità. Beh, anche in prima categoria ce ne sono stati. Sì, 14, 16, insomma, che senso ha? E quindi dice bene il Presidente, finiamola, fermiamoci un attimo, resettiamo bene. Però vedi, Ettore, la differenza è questa, che in prima categoria anche che tu hai una ripescata,
bene o male fra prima, seconda, sia a livello di spese, quello, sì. anche a livello di spese, sì. Però quando tu vai a prendere una squadra che già per la promozione è così, la ripeschi in eccellenza, poi ti ritrovi a dicembre con un campionato come portato, è successo, come si verifica. Come è successo? Ci sono state squadre retrocesse in promozione in prima categoria e ripescato un'altra volta in promozione e retrocesso un'altra volta in prima categoria. Quasi impensabile tutto questo. Ancora prima categoria, un altro girone importante, sempre nella zona del Messinese, il girone D, ecco i risultati: Duilia 81 batte Furnari 2-0, Milazzo San Pietro batte Montagna Reale 5-0, Nuova Rinascita batte Nuova Azzurra 1-0, Pro Falcone batte Orsa 4-2, Aquila batte Rodi Milici 5-1, Monteforte Giorgio batte Saponara 4-1 ed infine Virtus Milazzo batte Promende 2-0. Qui due squadre di Milazzo che si sono date battaglia sino alla fine per vincere il campionato e quindi volare nel campionato di promozione. Milazzo che vuole ritornare evidentemente ad un calcio molto più importante, classifica che è stata vinta dalla Virtus Milazzo con 61 punti, a seguire 60 il Milazzo Academy, 59 abbiamo l'Aquila, 52 Nuova Azzurra, 50 Nuova Rinascita, 48 per Pro Falcone, 32 Promende, 30 Duilia 81, 27 punti Rodi Milici, 26 punti il Saponara, 23 Montagna Reale, 23 punti anche per il Monforte San Giorgio, 20 punti il Furnari ed infine l'Orsa con 7 punti. Ci piace, Franco, però questa cosa che a Milazzo... Una lotta in famiglia fra due squadre di Milazzo. Attenzione però, un'Academy che punta molto sui settori giovanili, ha tutta una scuola calcio di grande qualità. Ma non dimentichiamo un piccolo particolare, che il Milazzo l'anno scorso era in eccellenza, ha fatto i playoff e poi non si è iscritta al campionato. Non si è iscritta al campionato. Quindi è stata quasi un po' ripescata in campionato di prima. Un controsenso, che poi ci sono due squadre di Milazzo che fanno la promozione. Ma parliamo di senso nei campionati dilettantistici, no, ogni tanto non riusciamo neanche noi a capire questa cosa, noi che lo viviamo poi in prima persona. Anzi, io non lo dico con certezza, ma sembra che una squadra di eccellenza che ha vinto il campionato si trasferisca, si trasferisca a Milazzo. Ci stai dando qualche news allora? Non lo so se sarà veramente così. Va bene, vedremo. Intanto comunque il Milazzo Academy farà soltanto la finale di questo girone, perché giustamente troppi punti di distacco nei confronti della Nuova Rinascita e quindi l'altra semifinale sarà tra Aquila e Nuova Azzurra. Mentre per quanto riguarda i play-out abbiamo Monteforte San Giorgio contro Furnari e anche lì insomma capiremo bene cosa succederà. Infatti Montagna Reale, che ha gli stessi punti del Monteforte San Giorgio, si è salvato perché negli scontri diretti ha avuto la meglio. Ha avuto la meglio, quindi vedremo cosa succederà. Parliamo adesso del girone E e allora lì ci sarà protagonista il nostro Salvo Ponticello, presidente della Cicatena. Anche in questo caso vedremo cosa succederà in questi playoff che sono un po' la bestia nera della Cicatena. Vediamo i risultati di oggi: Atletico Messina 2-2 contro l'Aci Bonaccorsi, 1-0 del Valdinisi contro il calcio Aci San Filippo, Aci Catena batte Città di Villafranca 2-1, Fasano batte Piedimonte Teneo 5-4, 3-0 Russo Sebastiano nei confronti della Pompei, Sant'Alessio batte Santa Domenica di Vittoria 2-1 ed infine Randazzo batte Sporting Taormina 1-0. Sporting Taormina che evidentemente in questa parte finale della stagione, dopo aver vinto, devo dire credo anche meritatamente il campionato, ha un po' mollato e ci poteva anche stare, dato che insomma per buona parte della stagione è stata l'apripista di questo girone del campionato di prima categoria. Guardiamo la classifica, eccola qua: Sporting Taormina 64, Aci San Filippo 60, 51 Valdinisi, 48 la Cicatena, 44 Città di Villafranca, 36 Città di Santa Domenica di Vittoria, 34 Piedimonte Tenneo, 34 anche per la Russo Sebastiano, 33 per il Randazzo, 29 l'Atletico Messina, 26 l'Aci Bonaccorsi, 25 per il Pisano, 17 per il Pompei. Il Sant'Alessio chiude la classifica con 5 punti. Allora, finalmente possiamo dire lo Sporting Taormina ritorna. Nel senso che dopo aver Mario Castorino, il presidente Mario Castorino, aveva detto che
volevo ritornare in eccellenza e quindi ci è riuscito. Beh, adesso farà il campionato di promozione la prossima stagione. I complimenti vanno a lui. E sta ricominciando tutto da capo. Esatto. Ma non l'ho capita questa cosa, perché si ricomincia sempre da capo? E per tutto, forse per tutti quei discorsi che abbiamo fatto prima. Per azzerare qualcosa, probabilmente anche per questo. Abbiamo a questo punto un playoff importante, Presidente Ponticello. Si deve andare a vincere in questo caso. Come andrà? Allora, per poi dopo giocarsi tutto con l'Aci San Filippo, possibilmente. Innanzitutto è un playoff, diciamo, viste le problematiche che ci sono state, è un playoff importante da un punto di vista, diciamo, societario, perché siamo stati, in un certo senso, abbandonati da tutto l'ambiente, non siamo stati credibili, ma questo lo posso anche capire, e quindi... Perché non credibili? Scusa, state andando a fare i playoff e non siete credibili? Sì, perché in sostanza, vista la stagione, per come si è sviluppata, non ci credevamo nessuno, onestamente, neanche io. Cioè, vi eravate un po' fermati all'idea di poter... Ci siamo rassegnati, secondo me, presto, perché c'è stato un momento del campionato che il distacco dalle prime due era molto notevole. Beh, poi c'è stata però la scelta di Romeo e ha cambiato tutto. No, ma quando è subentrato Romeo ancora era, diciamo, era novembre, quindi ancora là non si era deciso niente. Successivamente, purtroppo... ma direi anche per problemi nostri, perché nulla togliendo al Taormina che ha dominato un campionato e anche l'Aci San Filippo che forse nel rush finale ha perso qualcosa, però levando i meriti a queste due società che hanno fatto bene, poi il resto ce lo siamo complicati noi, perché noi all'inizio eravamo partiti con altri obiettivi, ma vista anche la struttura, vista anche la rosa, non avevamo niente meno alle due società. Secondo me abbiamo pagato un po' l'organizzazione, ecco. Vabbè, allora a questo punto stringetevi intorno a un vostro progetto, no? I playoff non succedono ogni giorno, ricompattare l'ambiente vuol dire anche poi giocarsi questa partita importante anche per voi stessi, no? Alla fine, dato che l'ambiente esterno, non dico che è ostile, però non vi ha accompagnato. Ma secondo me, Ettore, innanzitutto dobbiamo ricompattarci noi all'interno, perché poi l'esterno ti aiuta, però ti devi ricompattare all'interno, quindi viste le situazioni che ci sono state, noi già da lunedì faremo una nostra riunione interna con tutti i dirigenti, tutti i calciatori e faremo un punto. Cioè, ci prepariamo anche mentalmente a fare... Lanciamo un messaggio anche ai tifosi, Presidente. Ma i tifosi non hanno bisogno di messaggi, perché sanno principalmente che io sono un tifoso. Oltre ad essere Presidente, ho dimostrato loro un forte attaccamento a questa maglia, non l'ho fatto per un discorso personale, ma l'ho fatto semplicemente per attaccamento alla maglia. Non ho mollato durante la stagione, quando magari qualsiasi altra persona non catenota lo avrebbe fatto, non l'ho fatto, cioè non ho mollato mai. Stasera potevamo anche non fare playoff, ma io avevo onorato il campionato per come è giusto che sia, da persona con principi e anche i principi che si merita la piazza di Cicatera. Noi siamo dell'idea che comunque ormai a questo punto della stagione, qui Samuele qualche playoff importante l'ha fatto, non giocarseli con un'intensità è sbagliato, quindi ricompattare l'ambiente deve essere, giustamente come ha detto il Presidente, il primo obiettivo già a partire da lunedì, e poi dentro ogni giocatore in una partita così importante non credo che si tiri indietro. Samuele, non penso proprio, no? Infatti io a Cicatena ci sono legato, perché ho avuto la fortuna di fare un campionato di Serie D e l'eccellenza, capisco il Presidente, so l'ambiente com'è, però 90 minuti si deve escludere tutto e si deve pensare solamente a quella partita, poi tutto quello che succederà dopo si penserà. Io scusami, ci tenevo, già l'ho fatto a fine gara con i ragazzi, con tutti i dirigenti, ma ci tengo a farlo pubblicamente, ma non perché hanno bisogno dei miei ringraziamenti e cose varie, però veramente il merito di questo risultato è
è solamente dei giocatori che sono rimasti ad Acicatena a sudare la maglia, anche in momenti poco promettenti, in momenti difficili, perché abbiamo passato una stagione veramente difficile sotto tutti i punti di vista. Quindi oggi questi playoff sono solamente dei calciatori, dei dirigenti che hanno creduto fino all'ultima giornata a questo obiettivo, anche quando magari era un miraggio. E allora con questo miraggio... onore a questi ragazzi che veramente hanno messo tutto da parte, soldi, sacrifici. Questo miraggio deve diventare allora realtà, a prescindere da tutto quello che io lo spero, perché ho sempre detto ai ragazzi: il calcio ti toglie e ti dà. L'anno scorso vi ha tolto, quindi quest'anno vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda i play-out, Pisano che giocherà contro il Pompei in questo girone E. Siamo quasi al termine, abbiamo subito il girone F, vinto quest'anno, pensato un po' dal Ciclope Bronte del mio amico Ignazio Refice e Gianluca Catania. Che hanno creato un'accoppiata super vincente. Guardiamo i risultati di questa giornata: Città di Nicosia 2-2 con la Gira, Real Ladrano batte Piazza Armerina 2-0, Ciclope Bronte batte Nisiana 4-3, Mascalucia Città di San Pietro Clarenza 1-1, Leonfortese Don Bosco 1-1 ed infine Barese batte Palagonia 2-0 e tutta San Gregorio di Catania non si è giocata perché tutti sanno che appunto la squadra di San Gregorio si è ritirata già dopo la quinta giornata. Guardiamo la classifica che ha visto il Ciclope Bronte vincere, credo anche abbastanza meritatamente, questo girone con 61 punti, la San Leone addirittura già matematicamente promossa perché i punti di distacco sono notevoli con la terza in classifica, Don Bosco con 39 punti, 36 l'Armerina, 32 la Barrese, 31 Real Adrano, 30 punti per Agira e Città di Nicosia, 27 Città di San Pietro Clarenza, 26 per il Mascalucia, 25 per la Nisiana, 22 per Leonfortese, 18 Palagonia ed infine chiude tutto Città di San Gregorio di Catania. Che dire sul Bronte? Voglio fare una carrellata con i nostri ospiti. Possiamo fare, perché tra l'altro settimana prossima abbiamo i due mister con noi, avremo modo anche di festeggiare per l'occasione. Sono due persone, soprattutto due persone per bene, Ignazio Refice e Gianluca Catania, che mi ricordo come eccellente giocatore. Beh, anche come allenatore sta dando i suoi frutti, allenatore sta avendo anche ottimi risultati, per cui non c'è che fare i complimenti a loro due. Samuele, invece San Leone con questi 55 punti vola già direttamente nel campionato di promozione, grande squadra con un gruppo che ogni anno si trasferisce di campionati in campionati, di squadra in squadra e puntualmente lo vince, il gruppo di Scordo, Marzola e quindi... Sì, infatti, come si è visto bene dalla classifica, c'è stato un distacco molto eccessivo, quindi si è capito subito che questo campionato c'erano due squadre. Poi io ho avuto il piacere di conoscere Gianluca, abbiamo fatto il corso insieme, comunque Gianluca non ha bisogno di nessuna... nessuno può parlare male di lui o non si conosce, quindi io faccio gli auguri a lui. È chissà cosa succederà adesso la prossima stagione, presidente Ponticello, perché Bronte è una piazza che ha voglia di calcio, da parecchio tempo che manca nel campionato di promozione, ha uno stadio particolarmente caldo, adesso una tribuna dedicata anche a Scala, che è stato un giocatore importante di Bronte, che si organizza puntualmente ogni settimana, un tifo organizzato. Questi sono gli ingredienti giusti poi per diventare mini vaganti anche nei campionati più impegnativi. Io spero che queste due società, sia il Bronte che San Leone, attualmente ad oggi sono due società sane, hanno lavorato bene, hanno fatto dei miglioramenti, quindi spero che ci sia continuità in questi, non diciamo progetti come dice... No, la parola progetti è stata abolita qui a Penalty, perché tutti parlano di progetti, non diciamo progetti, diciamo dei mini programmi che geometri, magari è vero. Quantomeno che abbiano una durata più lunga possibile. Ecco. Bene,
Chiudiamo con il girone G del campionato di prima categoria, siamo nella zona ragusana. Per Scicli batte Atletico Scicli 1-0, Città di Canicattini 3-3 con il Caramineo, Noto Portopalo 1-1, Militello Val di Catania batte Pro Ragusa 1-0, New Pozzallo batte Solarino 3-0, Ferla Virtus Ispica 4-4 ed infine Santa Lucia batte Vizzini Calcio 4-2. Caramineo che ha vinto, devo dire, alla grande questo girone G del campionato di prima categoria, Bora nel campionato di promozione, e la prossima stagione sono insomma problemi per tutti, perché hanno una squadra tecnica, fisicamente super per affrontare un campionato sicuramente di prima fascia. Caramineo con 54 punti, Atletico Scicli 48, Pro Ragusa 47, New Pozzallo 45, 43 per il Portopalo, 40 per la Virtus Ispica, 39 per Scicli, Vizzini 38, 33 Militello Val di Catania, 32 Città di Canicattini, 32 per il Noto, 29 per il Ferla ed infine il Santa Lucia con 27 punti. In classifica abbiamo detto il Caramineo che vince, quindi campionato di promozione la prossima stagione. In zona playoff 4 squadre, Scicli, Ragusa, Pozzallo e Portopalo. Caro Franco, devo dire che non si sono fatti mancare nulla in questo girone. Proprio nel Ragusano diciamo che c'è stato quest'anno molto fermento, a parte il Comiso che è letteralmente scomparso, sì. Per il resto insomma c'è stato un grande fermento. Anche il Modica sperava magari di fare di più, però evidentemente non è facile però ritornare a grandi livelli. No, non è facile perché, come diceva il Presidente prima, ci vogliono tante combinazioni tutte assieme per andare avanti. E prima di ogni cosa cercare sponsor in questi campionati mi pare che è come... cercare un ago nel pagliaio. Esatto, perché lo sponsor, bene. Chi si fa avanti sa chi si va avanti nel senso di mettersi a capo. Beh, non esiste più il presidente con il portafoglio, esiste il presidente senza portafoglio alla ricerca di sponsor per fare la stagione. Beh, il presidente senza portafoglio forse lo può fare, abbiamo lo può fare forse un'eccezione un po' con il presidente Ponticello, che invece in prima persona spesso e volentieri insomma, affronta i campionati anche con il proprio portafoglio. Ma chi fa i campionati, questo tipo di campionati, sa che lo deve fare a spese proprie. Infatti. Allora siamo in conclusione di questa prima puntata di Penalty, siamo ritornati in scena con questa parte finale dei campionati e la settimana prossima inizieranno i playoff e i playout. Vi accompagneremo in questa fase calda del campionato, seguiremo anche le 2 giornate finali del campionato di Serie D con un Troina che speriamo ci possa regalare un grande sogno. Passiamo ai saluti. Presidente Ponticello, mettiamo da parte tutto quello che abbiamo detto prima e pensiamo soltanto che saranno 90 minuti intensi giocando il massimo, ma credo che questo sarà il giusto insegnamento che lei stesso darà ai suoi ragazzi insieme al mister. Senza ombra di dubbio ce la giocheremo alla pari con chiunque. Diciamo noi andiamo per la semifinale, andiamo a Baldinisi. Sì. E poi vedremo cosa succederà. Ci potrebbe anche aspettarsi un derby con la San Filippo. Vediamo cosa succederà. Siamo qui e vi seguiremo chiaramente da sportivi e non solo, ma anche da amici del gruppo di AC Catena. Salutiamo anche Samuele Costanzo che chiude ufficialmente questa sua parentesi all'Icodia Ubea, lo abbiamo detto noi, lui ancora ufficialmente probabilmente non l'ha detto neanche alla società, però siamo in un clima assolutamente leggero, ci possiamo permettere di dire che comunque vada, sono stati 3 anni meravigliosi. Indimenticabili, sì, perché devo pensare che la società mi ha dato l'opportunità di iniziare questo percorso da allenatore a 26 anni, dopo che veniva da una finale persa ai playoff. E mi ha dato l'opportunità di fare questa cosa. Sono stati delle persone squisite, ho sempre fatto le scelte che volevo, questa è la cosa più importante. Certo. E sì, adesso ti prendi un momento di doveroso riposo, sì, tra l'altro tu hai una scuola calcio che va per la maggiore, quindi sarai impegnatissimo anche lì, quindi... Si chiama pausa di riflessione. Pausa di riflessione, vabbè. Beh, in questo caso una pausa più che doverosa dopo 3 anni di intensa attività. Saluto e ringrazio il mio opinionista ufficiale di questa prima puntata, Grazie a te per l'invito, è stato un piacere averti con noi. Grazie.
e ancora complimenti e soprattutto un grosso in bocca al lupo per l'avvenire. Grazie a Franco Anastasi, noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento a questo punto a domenica prossima a partire dalle ore 19 con la nuova puntata di Penalty. Vi ricordo che questa puntata in diretta anche su Facebook, la potrete rivedere anche domani sera a partire dalle 23:30. Altra cosa importante che tengo a precisare, che voglio promozionare qui all'interno di Penalty, l'appuntamento con Penalty Play, la fascia dell'approfondimento sportivo tra un caffè e anche un digestivo tra le 14:30 e le 15:30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, quindi noi ci rivedremo domani che è lunedì a partire dalle 14:30, tra l'altro tenendo a precisare che proprio domani ci sarà l'approfondimento proprio legato al mondo del calcio dilettantistico, poi martedì invece parleremo di settori giovanili. Insomma, lo sport in prima linea su Gold 78, grazie naturalmente a chi ci ha seguito, un grazie particolare a tutto lo staff tecnico guidato come al solito dal nostro Giuseppe Giuffrida, ringrazio tutto il gruppo dei cameraman, dei tecnici e anche quelli legati al mondo della grafica. Un abbraccio forte, ci vediamo domani alle 14:30 e per Penalty naturalmente fra 7 giorni. Mamma mi chiama che devo studiare, prima il dovere, dopo il piacere, il capo mi chiama devo lavorare, se no che arriva la fine del mese. Tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio, tu non dirmi come va, siamo ancora in strada a giocare a calcio. In ogni zona, in ogni posto, dalla strada fino al parchetto, sull'asfalto, nella piazza, in stazione o nel campetto, senza farla mai cadere, al volo, al mare, sulla sabbia, il torello alla tedesca, oppure dentro questa gabbia, nessuno lo diceva, sono un campione, in mezzo alla via con in mano il pallone, giocavo proprio sotto questo palazzone, inventavo la porta con zaino e borsone, vai come un trick, un asso davvero, un tunnel, un passo sugli altri, meglio che tu avverti che chiami il portiere, che sono diretto a segnare sta rete, un gol di Spalletto, un sombrero, un gigante, per fare freestyle devi farlo alla grande, i miei ti fanno un tunnel così pesante, apriranno un'autostrada in mezzo alle tue gambe, e faccia da perdente o da vincitore, a me sembra che ti butti per un rigore, la prima scivolata chiami il dottore, tra i calciatori brutti e la tua stagione, tu vuoi fare calcio tennis, spalleggiare, questo fa il pagliaccio e dopo cade, ha chiamato così tante volte il fallo, gli regaleranno un cellulare, vedo che gira, sento che gira, la palla che gira, la palla che gira, vedo che gira, sento che gira, la palla che gira, la palla che gira, vedo che gira, sento che gira, la palla che gira, la palla che gira, la palla che gira, la palla che gira.